come partiamo, se mi aiuti? C'è Carlo che mi dà una mano. Ok. Quindi se gli segnali mi serve fondamentalmente il nome e sarebbe cognome di meglio tutti. farle ore in una posizione statica, Sì, perché sì, sì. quando parti. No, siamo in diretta però, Ok, ora? Come entriamo sì. Così nomi e cognomi mi servono, dammeli nel cellulare. Chi dobbiamo intervistare? Sindaco, ricordami il nome. Basilio Patta. Poi? Igor Sadi, presidente dell'associazione Certo. Mammazzone. Così, di chiunque chiami, di Ottana, chiunque ci sia, tu dammi sempre nomi e cognomi. Mi raccomando, nella diretta menzionate chi patrocina l'evento: Regione Sardegna, Fondazione Sardegna, Comune di Barigado, Comune di San Mogheo. Questo è molto importante. Quelli li faccio anche con Andrea. Ok. Come sei, Cri? Sono stata anche troppo. Allora, entro il gesto gruppi Ottana e comincia ad andare Barrigo Fedortese. No, aspetta un attimino, aspetta Cri, aspetta un attimo. Cosa Andrea? Aspettiamo un attimo. Ma i gruppi sono tutti dentro? No, c'è Ottana, quelli stanno arrivando. Udine manca ancora, giusto? Stanno arrivando anche loro. Ma ci conviene iniziare adesso con la diretta? O aspettare un po'? Facciamo così, aspettiamo un attimino e inizia a pronunciare anche il silenzio. Giulia, ragiona già sull'inizio. Non qua di vedere. Perché deve essere coperto il segnale, ovviamente. Aspettando. Andiamo a vedere dentro un po'. Vincenzo! Carlo! Carlo! Dov'è Vincenzo? Ah. Entriamo, così. Allora, io ho trovato l'inizio. Dove? Tutti i bambini intorno e finita così. Cugino, non abbandonarmi, Ma sei brillante. Ma sei scherzo? Sarebbe l'inizio con tutti i bambini intorno. Ma stai scherzo? C'è il nipotino di Tino Della, me lo devi individuare, che ha 7 anni. Che compie oggi tra l'altro. L'importante è che Tipo sarà Pulfaro o Pulfero? Di Udine. Ve lo chiedi anche a questo, cugino? Cosa li siamo per intervistare? preciso, non fu, dimmi! Ciao. Amore mio. Ciao. Parliamo noi almeno. Cosa stai facendo, amore? No, amore, parliamo che mi piega dei calloni. Ma mi sentono... Ma cazzo mi ha sdonato? Sì, amore, cazzo mi ha sdonato? Fregatene. Ai. T'altro che. Ascolti, quindi? Tutto a posto? Sì, stiamo quasi pronti. Cosa stanno facendo lì? Adesso vediamo un attimino. Ma sta spiegando cosa sta spiegando? Adesso iniziano. Siamo pronti? Noi siamo così pronti, ciao, come stai? Bene. Ho detto finalmente una bella giornata, cazzo. No. Minchia, me la stavo perdendo. Andrea, intanto a che ora partirete voi da qui? Appena siamo pronti partiamo al mare. Tipo, le 4:30. 4:30 noi si parte direttamente dalla
ok. su, perché parte la sfilata. Così vediamo, tu fai quello che devi fare qua, a me interessa solo iniziare Ciao. con questo bambino che oggi pensa che fa 7 anni ed è il nipotino È il compleanno oggi. di nonno Gigino De Ida. Davvero? Io devo Ah. assolutamente salutare in Dimmi. apertura. Francesco. Quindi Ok, sei pronto? Con Guarda tutti gli che altri bambini, ci abbiamo tutti vicini. ti fanno gli auguri. ok, Ok? Va bene. Bentrovati. ok. Vi aspettavo qua stamattina. Va bene, ok. Però aspettate un attimo. Perché non lo chiama Vincenzo, Cri? Faccio gli auguri e poi... Sì, che prende. Proprio adesso, iniziamo subito, 2 minuti. Ok, Francesco, aspetta poco poco. Che cazzo ha chiuso Poi qua? facciamo tutto il resto. Lo ribadiamo dopo, però adesso si vede. Giulia, devi andare giù dopo, perché io non la tengo un'ora e mezza una diretta da solo così. Quello che ti sto dicendo, Ah. io starei attento a iniziare presto. Che argomenti hai? Ah, no, non ne ho. Io devo dire che ho un po' di perplessità sul tipo. Sul? Ho molta paura. Su chi? Com'è? A posto? Bene, bene. Su quello del suono. Se me lo dici adesso qua. No, non te lo voglio dire adesso, però cioè... quindi mi posizionerei già là. Giulia, se dobbiamo iniziare un po' dopo, però non può essere un po' prima. Cioè, capisci a me? Però con i bambini è la parte più bella. Non fa dubbio. Qua dove siamo? Nella palestra? È la palestra della scuola elementare, Ah, che ok. però ormai sta andando, ne hanno Comunque la palestra della scuola La elementare. parte alta, come si chiama qua? Il rione, cos'è questo? questo è... Nella parte alta di San Mugeo comunque. aspetta, il nome... Cugì. Cugì, appena parto. Ciao. Come stai? Bene, sì. Troviamo qua. Meno male. Grande cosa, no? Sempre. Il 9. Noi Pedralada. Allora Pedralada. Che è il rione. Cugì, mi preparati, cioè come iniziamo io non so più, perché Giuliano è qua, quindi ho proprio bisogno di gente, cioè gente, tu mi dici come si chiama, che cos'è, che cosa fa, anche se... Anche con lui magari vi raccordate, per il sindaco subito se c'è. Sì, adesso. Vince, pronti? Il sindaco lo sta chiamando. Sta partendo? No, Vince, parti con i bambini. Dove sei? Dove stai? Vicino Chris, a me? dimmi se possiamo partire. Stiamo partendo allora, dimmi tu, è lì Giuliano. Con Michele, parla con Michele. Ciao. Vince, parti con i bambini, i bambini, così io vedo che vieni da noi, partiamo noi, ok? Giulio, dove ti vuoi mettere? No, fanno prima una carrellata sui bambini, con tranquillità andiamo. Vince! Fatti tu una carrellata che vuoi e poi quando vieni da noi. Te lo dice Michele, con te. No, Michele, tu devi andare con lui, Ma glielo posso già mettere? se vuoi. Oh, dopo Aspettiamo. allora me lo dite voi e li metto io il carro. Tieni conto che siamo in diretta, quindi non potremo parlare più di tanto, però lo facciamo. No, quando voi mi dite metto il carbone, io gli metto il carbone.
4 fratellini. Buonasera a tutti e ben trovati. Con Giuliano Marongiu vogliamo dare un inizio totalmente diverso di Aimemone 2025, l'antico carnevale samughese. Giuliano, ben trovato ancora una volta insieme per raccontare la magia di una Sardegna che non smette di emozionare, ma soprattutto di una Sardegna che attraverso i suoi giovani guarda al futuro. Sì, e lo faremo partendo dalle radici. Questa 28ª edizione di Aimemone ha già chiamato qua a Samugheo migliaia di persone e dopo avrete la dimensione di questo numero, perché abbiamo visto già Piazza Sedda, tutta la via principale invasa da persone che arrivano da ogni dove. Partendo dai bambini, dicevi bene Roberto, anche perché qui ci troviamo laddove tutto nasce, dove si indossa la maschera, si coprono i volti ovviamente di quel colore che è un segnale identitario. E io dopo questa apertura molto bella e coinvolgente mi trasferirò laddove il carnevale arriverà con tutta la sua forza, ma a te spetta proprio il compito di raccontare queste prime fasi e lo faremo anche con qualche sorpresa in apertura. Anche perché possiamo prenderci davvero qualche secondo per raccontare la magia che qua a Samugheo si vive. Quando Giuliano ti chiedo di parlare del carnevale di Samugheo, di Aimemone, ovviamente ci viene in mente la folla immensa che da sempre decide di trasferirsi in questa comunità della Sardegna per vivere appunto il carnevale. Negli anni tu hai raccontato e hai dato la possibilità di entrare nel vivo di quelli che sono gli aspetti davvero socio-antropologici che muovono il carnevale della nostra isola, e l'hai fatto con una persona molto legata alla sua comunità di Samugheo, Gigi Deida, che oggi non c'è più ma vive nel ricordo di tutti. Vive nel ricordo di tutti il nostro personale senz'altro, anche perché è stato la voce che accoglieva tutti e che dava a noi anche le indicazioni necessarie per aprirci sul carnevale non solo di Samugheo, da studioso quale è stato. E questo bambino che in questo momento indossa ovviamente l'abito che porta Samugheo dentro il carnevale, a cominciare da Sant'Antonio e San Sebastiano con le prime uscite dei Mamuzzones di Samugheo, è in realtà anche il nipotino di Gigino Deida, e volevamo iniziare proprio con questa immagine. Francesco, devi guardare là dentro perché quell'immagine è tutta per te e noi vogliamo iniziare proprio con il tuo sguardo e con il tuo sorriso, perché oggi Francesco compie anche 7 anni e quindi c'è questa bella coincidenza. Anzi, facciamo un bel applauso per Francesco qua intorno, perché insomma 7 anni meritano assolutamente la festa. Francesco, che cosa vuoi dire? Saluta tutti quelli che ci stanno guardando e di buon carnevale, buon Aimemone, vai! Buon carnevale, buon Aimemone! Perfetto, noi festeggiamo oggi il compleanno di Francesco, la nascita di Mattia che venerdì è venuto al mondo, insomma abbiamo tanti bei motivi per stare insieme e andiamo a iniziare il racconto proprio vivendo quello che accade qui nelle fasi di preparazione, non solo con i Mamuzzones, ma raccogliendo, Roberto, anche le voci di tutti gli ospiti che si sono dati appuntamento qua per animare la grande festa di Samugheo. Alcune delle più belle formazioni della nostra isola, il carnevale tradizionale, che avrai modo ovviamente di raccontare nel corso della sfilata, quindi entreremo nel vivo di quei racconti magici e misteriosi che avrai il piacere di condurre, ma soprattutto in questa fase raccontare le voci dei protagonisti. Dietro la maschera c'è l'uomo, c'è quella figura che ovviamente nel corso del tempo riesce a trasferire un legame quasi generazionale, perché i Mammutones, i Zoccadores, ma anche gli stessi Mamuzzones
restituiscono al loro futuro quello che è un sapere che hanno ereditato. È un passaggio di testimonianze, è un passaggio di esperienze. La Sardegna vive di questo racconto che si tramanda e un po' Samugheo è diventata la sintesi di tante voci, ma con una particolarità. Dal suo nascere ha voluto anche aprire le porte di un'accoglienza che va oltre i confini del nostro mare, e quest'anno sarà il Friuli Venezia Giulia a portare le maschere identitarie di una parte di questa regione, quindi scopriremo altre similitudini e per contrasti quello che ovviamente va a significare con radici comuni nella spiegazione, quindi la morte e la rinascita, la contrapposizione tra il bene e il male, ma soprattutto questa memoria recuperata, il bello dei carnevali non solo di Sardegna ma in questo caso anche d'Italia. La grande festa quindi ha inizio. Giuliano, dimmi tu come ti vuoi organizzare, se vuoi raggiungere poi la postazione centrale, se vuoi rimanere con noi per vivere questo momento, anche perché so che in piazza l'attesa è davvero tanta. Sì, io farei così, intanto credo che in piazza Sedda e non solo ci stiano già guardando, perché Samugheo è anche disseminata di schermi e quindi tutti possono assistere a quello che accade qua nell'attesa dell'arrivo, e io raccoglierò anche le voci e i sentimenti là nel cuore di Samugheo. Ma intanto con Roberto andiamo a vedere quali sono i segreti dei carnevali di Sardegna. Buon proseguimento. Grazie Giuliano, ci ritroviamo tra poco. Le immagini che attraverso il nostro drone raccontano la bellezza di Samugheo ci danno la possibilità davvero di vivere questo viaggio nel miglior modo possibile. Io sono in compagnia di Mario Sedda, ben trovato ancora una volta Mario. Ovviamente ci trasferiamo a Ottana e quindi andiamo a vivere con te il racconto che a Ottana vede protagonista il carnevale. Sì. Siamo le maschere dei Boge Merdules e la Filonzana, 3 maschere tipiche del carnevale di Ottana. Oggi vedrete veramente un bello spettacolo perché siamo veramente tanti, abbiamo voluto onorare l'impegno con gli amici di Samugheo, quindi abbiamo voluto fare una bella cosa anche qua a Samugheo. Allora, il carnevale di Ottana è molto antico, penso forse uno dei più antichi e più conservati della Sardegna, è sempre stato un carnevale che non ha avuto bisogno di essere riscoperto. Non c'è stata soluzione di continuità, il carnevale è sempre esistito. Premetto che la particolarità del nostro carnevale è che non lo fanno i gruppi, ma è un carnevale che nasce nelle case e negli abitanti del paese. I gruppi sono nati per portare il carnevale fuori e farlo conoscere. Le maschere principali sono 2, il Bo e il Merdule. Il Bo è con una maschera taurina, figura l'animale, il Merdule che è la maschera che ho io, che figura l'uomo, il bovaro, il padrone del bue. La maschera, perché poi la maschera è una vera e propria opera d'arte. Sì, sono opere d'arte, sono tutti pezzi unici in legna di pero selvatico, fatte dai nostri artigiani. Non troverete mai una maschera uguale all'altra, che sia da Bo che sia da Merdule. Il rito è molto antico e risale all'alba dei tempi, quindi potrebbe rappresentare il bue, il dio toro, e il Merdule, il sacerdote del dio, ma quello che ci è arrivato veramente sano e genuino a noi è quello che ci hanno raccontato i nostri nonni e bisnonni. Il bue era in effetti l'animale, perché Ottana era un paese di bovari, il Merdule era proprio il padrone del bue, quindi c'era questo connubio tra animale e uomo, uno aveva bisogno dell'altro, quindi vivevano in simbiosi. Tutte e due sapevano che erano necessari l'uno all'altro. Il bue arava i campi, fecondava le vacche, serviva da un mezzo di trasporto, era un bisogno primario per la famiglia e dipendeva totalmente dal Merdule, quindi erano veramente un connubio. Mentre la Filonzana, che forse è la figura più misteriosa che abbiamo nel nostro carnevale, qualche studioso l'ha avvicinato come similitudine alle 3 parche, alle 3 moire greche e romane. Fila il fuso della vita, ne determina la lunghezza e ne minaccia il taglio, quindi nascita e vita e morte dell'individuo. Anche lì i nostri antenati, i nostri nonni, bisnonni danno una versione più attuale, più contadina. E si diceva che fosse l'anziana del villaggio che in periodi di carestia, difficoltà economiche della comunità, girasse di casa in casa chiedendo un aiuto economico o di cosa uno potesse dare a tutta la comunità, minacciando il taglio del filo, quindi di un cattivo augurio a chi non partecipasse a questo. La bellezza di un racconto, Mario, che attraverso sì, le tue parole... veloce, perché non basterebbero ore a raccontare le nostre maschere in generale, non solo quelle di Ottana.
Però sono ore quelle di studio che ovviamente riportano Sì. e restituiscono valore a ciò che fate. Un rito che si rinnova, quei campanacci che scandiscono il tempo e quel rapporto con la terra, con la Sardegna che trova sempre un forte legame. Sì, fortissimo. Tant'è vero che ogni cosa riguarda proprio le principali feste che ci sono in paese e l'uscita con il fuoco di Sant'Antonio fino ad arrivare al carnevale. Inizia il carnevale per noi come per altri paesi, quindi è una cosa sentita. Tutti potevano evitare di fare tante cose, ma il carnevale con sacrificio veniva fatto sempre da tutti. Giordano, prima di lasciarti e raggiungere gli altri, perché tra poco Sì, partirà dobbiamo iniziare. la grande sfilata di Samuel, ci puoi dire e raccontare che cosa indossi? Perché noi andiamo sempre a spiegarlo nel vostro passaggio, però sentirlo da voi ha un fascino e una suggestione La maschera, diversa. come ho detto, è una maschera di pelo selvatico. Il bastone di solito è olivastro, sono tutti pezzi fatti a mano. Le pelli sono cucite, sono conciate e cucite dagli artigiani del nostro paese, qualcuno se le fa come me anche, e sono pelli di pecora, solitamente il maschio della pecora, vengono sestate, tagliate e cucite. I gambaletti lo stesso, sono gambaletti di pecora. Abbiamo una sorta di zainetto che viene chiamato taschedda, dove si dice che magari il pastore metteva i viveri per quando andava fuori. E il fazzoletto, il mucadore, che è quello che usano anche le nostre anziane, quindi questo ci è rimasto tramandato sempre dai nostri padri, che serve a legare la maschera. Ha una legatura molto semplice col mucadore e con un perno che c'è qui che lega completamente la maschera al viso. Grazie mille Mario. Grazie a voi. Ci vediamo a Ci Tana, vediamo presto. è tra poco qui Sì, a Samuel. Grazie ancora. Giuliano vi ha parlato di questi ospiti che arrivano d'oltremare, che hanno viaggiato per raggiungere la Sardegna, per arrivare a Samugheo. Giordano, ben trovato anche a te. Hai già le mani? No. Non lo fanno qua, però il benvenuto, prendiamolo così, serviva anche da parte vostra. Chi rappresenti e raccontaci parte del vostro carnevale. Allora, noi rappresentiamo, siamo della provincia di Udine e siamo del comune di Pulfero e abbiamo il carnevale del Pust di Rodda. Pust per noi nel nostro dialetto vuol dire carnevale. Rappresentiamo tre figure principali: il Pustier, che praticamente è tipo un arlecchino, solo con degli stracci, perché è un vestito povero, no? Poi abbiamo, e loro sono degli spiritelli maligni, cattivi, che di solito fanno i danni, come vedrete faremo i danni, in amicizia ovviamente. E poi c'è il diavolo e l'angelo. Il diavolo e l'angelo sono queste figure, no? Il bene e il male. E poi arrivo io che sono l'ultimo e mi piace rappresentare la Sardegna, cioè nel senso proprio anche noi usiamo il sughero, ma non così, però qui siamo nella vostra terra e vi ringraziamo. Quindi una sorta di omaggio alla Sardegna. Esatto, è proprio ci tengo a usare il vostro sughero. Noi È la prima volta che venite in Sardegna? sì, come carnevale sì. Cosa vi è sembrato adesso la scoperta di Samugheo, la visita in questo centro della nostra isola? Allora, tutto questo parte 2 anni fa, che si è creata un'amicizia proprio nel bed and breakfast che ci erano ospitati a Tricarico. E lì abbiamo conosciuto questi ragazzi sardi che ci hanno, da subito si è creata questa unione bellissima e siamo arrivati qua, siamo arrivati a Samugheo. Quindi la grande festa del carnevale barbaricino, quindi del carnevale di Samugheo, che ritrova la vostra particolarità. Benvenuti a Samugheo e tra poco avremo modo di cogliere gli elementi essenziali che ovviamente raccontano. Esatto. Ovviamente io sono quello più brutto, quelli belli sono proprio colorati e siamo divertenti. E quindi niente, grazie ancora per l'ospitalità che c'è da dire e niente, venite qua a Samugheo a divertirvi. Grazie a te per l'omaggio e ovviamente buona festa anche a voi. Grazie Mille. Voi venite e rimanete sempre in nostra compagnia perché stiamo raccontando davvero l'anteprima di Maimone, questa grande festa. Io ritrovo con piacere il sindaco Basilio Pata, ben trovato. Benvenuti a Samugheo. A Maimone non delude mai le aspettative. Sicuramente no, e questa è la dimostrazione più evidente, anzi incuriosisce sempre di più a mano che il tempo sta andando avanti.
ha visto quante persone davvero sono confluite ancora una volta nella vostra comunità, persone che sono assettate di conoscere, di sapere qual è la bellezza del carnevale di tutta la Sardegna, ma nello specifico di questi mammuzzones che raccontano Samugheo in tutti i centri della Sardegna e non solo. Certamente che sì, siamo per così dire noti, non famosi, perché non mi piace usare questo termine, anche al di là dell'isola, perché il costruire questa manifestazione ha contribuito a trasmettere quelli che sono i nostri valori ancestrali della comunità samughese, quindi non si limita nemmeno ad una mera sfilata di maschere, ma va ben oltre, trasferisce quello che è la nostra cultura, che è molto identitaria rispetto al contesto che stiamo vivendo e di quello che è potuto rimanere. Ovviamente lei ha il piacere di amministrare una comunità che ritrova tante associazioni, che gode di una cultura che si legge nel cuore delle persone che questa cultura la animano. La tessitura senza ombra di dubbio rappresenta un fiore all'occhiello, le tradizioni l'abbiamo detto, ma mi piace chiederle se dovesse dare alle persone che ci stanno seguendo 3 motivi per venire a Samugheo, non per Amaimone, in ogni occasione dell'anno, per visitare la comunità, secondo lei questi 3 momenti quali possono essere, oppure questi 3 validi motivi per venire a Samugheo? Intanto il primo è un momento astratto, l'accoglienza e l'amicizia della comunità samughese verso le persone. E quella vale tutto l'anno? E quella vale tutto l'anno, appunto. La seconda è come dire, cogliere quelli che sono i nostri aspetti culturali, tra i quali la tessitura, perché anche se è un volano economico, è la nostra punta di diamante per quanto concerne il nostro presentarsi nel mondo, è comunque sia un valore culturale che Samugheo esprime. Il terzo, che è comunque sia, essendo noi poco infrastrutturati, è un motivo, come dire, che incuriosisce, perché abbiamo sicuramente pochi siti archeologici, pochi siti, però abbiamo una cultura che si può vedere e trasmettere, come dire, sotto moltissimi punti di vista. Basta venire qui e glieli facciamo vedere. Grazie a Basilio Pata, il sindaco di Samugheo, grazie ancora. Il nostro viaggio alla scoperta dell'anteprima di questo carnevale continua. Io sono in compagnia di Andrea Macis, il cuore pulsante di questa associazione, quella persona che non si stanca mai di lavorare nel corso di tutto l'anno per offrire davvero bellezza, per offrire cultura, ma era per accompagnare i visitatori davvero per mano, quasi per mano, alla scoperta del vostro carnevale, che si ripete, come dicevo anche col sindaco, che non delude le aspettative, ma che soprattutto richiama sempre, sempre, sempre più persone. Buonasera a tutti, noi cerchiamo di fare il meglio, cerchiamo di portare la gente ad incuriosirsi, a capire quello che facciamo. Tutto quello che facciamo noi teniamo duro, lavoriamo tutto l'anno per dare la prova di manifestazione che abbiamo il piacere che ci siano le persone di Samugheo e per parlare della cultura nostra e dei paesi della Sardegna e anche quelle, come vedete, del continente. Accompagniamo le persone a vedere, a toccare con mano in modo che si rendano conto cosa significa veramente tradizione carnevalesca, che si rendano conto cosa significa maschera e indossare la maschera. Quindi noi ci crediamo, perché ci crediamo, è questo che fa, diciamo così, il culto e le cose. Ci devi credere, per fare le cose ci devi credere e le devi sentire dentro. Quando sei così non c'è né stanchezza né lavoro, non ti interessa di nulla, vai avanti e fai quello che devi fare, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi. Una tradizione che ovviamente vivete con tanto rispetto, che vivete con studio, con ricerca. Andrea, ma se io ti dovessi chiedere, le persone come devono leggere la maschera di Mammuzzones? Quali sono gli elementi che contraddistinguono la vostra maschera e quale deve essere l'approccio? Ma gli elementi che distinguono la nostra maschera potrebbero essere tanti come potrebbe essere nessuno. Il discorso è molto semplice, la maschera va vissuta e va conosciuta. Quando tu guardi una maschera non devi guardare solo la sembianza, come è fatta, come si trasforma, devi guardare anche, diciamo così, il senso per cui la maschera salta, per cui la maschera continua a fare quei rumori, perché Surso continua a correre in mezzo alla gente, devi capire quello. Un minimo di informazione per sapere veramente qual è il nostro rito, perché facciamo questo rito, perché noi è una cosa che abbiamo conosciuto sempre per via del discorso agropastorale, perché è una cosa dedicata, diciamo così, al ciclo della vita, quindi bisogna sapere bene, conoscere bene perché facciamo quello e perché ci muoviamo in quei modi. Ed è, diciamo così, quello che noi portiamo sempre in giro e facciamo vedere.
come tutte le altre di maschere, bisogna sempre conoscere e capire. Se c'è bisogno chiedere, il primo che tu trovi e chiedi e informati, poi vedi che piano piano la gente capisce e sa perché facciamo queste cose e capisce proprio la differenza tra maschera così e maschera che fa una cosa seria. Andrea, c'è un aspetto che voglio rimarcare ancora una volta: arrivare oggi a San Mogheo e ritrovare così tanti bambini che fanno parte della vostra associazione credo che sia la testimonianza di un risultato già raggiunto, perché vuol dire che voi siete stati e siete in grado di trasferire le vostre emozioni, la vostra passione a questi giovani che rappresentano il futuro non solo dei Mamuzzones ma di tutta San Mogheo e di tutta la Sardegna. Beh certo, se ci mancano i bambini abbiamo finito, abbiamo chiuso. Con loro riusciamo ad avere, diciamo così, il ricambio generazionale e riusciamo a dare loro quello che abbiamo noi, quello che abbiamo conosciuto dai nostri vecchi, noi diamo a loro. Ed è per quello che si appassionano da piccolini e da piccolini continuano, diciamo così, nel corso della loro vita a seguire la maschera, a seguire le nostre tradizioni, in modo tale che questa cosa non abbia fine, o almeno speriamo che non abbia fine, perché per come sono le cose, per come vanno le generazioni, non si sa mai, però noi diamo l'input per continuare a lavorare, per continuare a portare avanti questa tradizione, questa cultura che abbiamo in paese. Poi, carnevale è carnevale per noi, è quel momento che riesci, diciamo così, ad avere quell'attimo di cambiamento, quell'attimo di spensieratezza, e quindi è una cosa che non si deve perdere, che non si deve dimenticare mai. Ultima domanda, Andrea, poi ti lascio organizzare e continuare il duro lavoro che stai affrontando. Le persone che ci stanno seguendo, perché devono rimanere incollate su Sardegna Live e devono continuare a seguire la nostra diretta, che cosa gli aspetta da questo carnevale? Allora, l'aspetto di questo carnevale sarà di una sfilata molto particolare, molto bella, e poi in più chi ci segue deve seguirci per capire veramente a fondo come funziona il Superrasegare Antico Samughesio, e ci deve seguire, diciamo così, per capirlo al meglio, in modo che quest'anno l'hanno seguito tramite Sardegna Live, l'anno prossimo li vogliamo qua come ospiti, ed è per quello che devono capire e vedere cosa succede. E grazie a Sardegna Live questo, grazie a Dio, sta funzionando. E noi ovviamente aspettiamo le tante persone che a San Mogheo vogliono arrivare, che vogliono vivere la vostra comunità, una comunità che non parla solo di carnevale, ma davvero parla di cultura, di tradizioni, di storia, l'arte, l'artigianato, quei fili che si intrecciano e che danno vita a dei veri capolavori. Una comunità che va vissuta sempre in tutti i giorni dell'anno. Sì, San Mogheo è questo, San Mogheo si vive tutti i giorni dell'anno. Diciamo così, cerchiamo di dare il meglio in qualsiasi caso, in qualsiasi occasione, quindi speriamo che le cose vadano bene e a Trosa non meglio, come intendo quelli con a tutti. Grazie Andrea, buon lavoro, ci vediamo più tardi ancora in giro per i paesi della nostra Sardegna. Pietro, vieni vicino a me perché, come vedete, abbiamo toccato San Mogheo, abbiamo visitato gli amici di Udine, adesso siamo andati a San Mogheo, ovviamente Ottana ne abbiamo già parlato, ma anche Ortueri racconta parte del suo carnevale, giusto Pietro? Sì, Ortueri qua siamo come di casa, ecco, siamo vicinato e ci conosciamo benissimo, abbiamo tantissimi amici qua, ci fa veramente la particolarità della vostra maschera? Sostanzialmente la lotta fra il bene e il male, ecco, il male è rappresentato da Surzu, la bestia, anzi o meglio la bestia, l'orco che si agita e si dimena e viene tenuto a bada dalla soga, ecco, la soga è tenuta da Sommadore, la tipica figura che è travestita con un sugabbano, il tipico carpotto di Orbace sardo, ecco. Questa lotta viene accompagnata da delle ritmiche cadenze, dai campanacci che appunto risuonano per le vie dei paesi. Questi campanacci sono portati sulle spalle dai sonaggiaos, che sono la figura che è vestita con le pelli bianche e indossa un fazzoletto sulla testa. Diciamo che questo peso dei campanacci sta anche a rappresentare quelle che sono le fatiche della vita. Ma quanto pesano i campanacci che poi portate in sfilata? Siamo intorno ai 25, anche 30 kg. Quindi è anche una fatica poi dover fare dei chilometri per la vostra esibizione, per poi proporre il rito. Beh sì, certo, è una fatica che si fa volentieri, ecco, anche per simboleggiare quello che è il peso appunto del peccato, ecco, l'uomo nasce peccatore e questo a Carnevale è bello anche rappresentarlo e raccontare questa storia. Assolutamente, grazie Pietro, ci vediamo più tardi, buona vestizione anche a te. Avete visto come il nostro Vincenzo sta indugiando sui bambini che si stanno divertendo in attesa della sfilata, chi si tinge il volto di nero, chi aspetta con ansia e con attesa di
di poter iniziare. Come ti chiami? Simone, Simone, tu sei di? Samugheo. E sei pronto per sfilare, Simone? Sì. Cosa ti hanno raccontato di questa maschera? Perché? Come vivi tu il carnevale? Cioè? Tu sei un mammuzzones, un piccolo mammuzzones, e siete davvero in tanti oggi. E devi aprire tu la sfilata? No. E chi la apre? Boh. Non lo sai? No. Ascolta, guarda lì in questa camera, saluta a tutti. Ciao. Puoi Ciao, dire ciao, che ciao, li aspetti tra poco per Amaimone? Sì. E diglielo, vi aspetto tra poco. A Maimone. Esatto, così voi rimanete collegati insieme a noi, appunto, perché la festa la fanno non solo i bambini, ma la facciamo tutti insieme in occasione di questo grande evento. Domenica 16 febbraio Samugheo accende i riflettori ancora una volta su Amaimone, l'antico carnevale samughese, aprendo ancora una volta le braccia dell'ospitalità. Fonni è protagonista ancora una volta, sa maschera limpia c'è, avrà la possibilità di raccontare la sua bellezza, perché se possiamo dirlo così, giusto? Grazie. Salve, buon pomeriggio a tutti, si è detto bene Roberto, con grande piacere abbiamo l'opportunità di sfilare a Samugheo. Sa Maschera Limpia proprio vuole sempre rappresentare l'armonia, la bellezza, l'eleganza. Accompagnata dal suonatore di organetto cercheremo di portare anche il piacere della musica della tradizione fonnese, il ballo fonnese. Qualcuno diceva le maschere cenciose e sudice, poi fanno irruzione e arrivano Sa Maschera Limpia, quindi le maschere belle che portano i colori, che portano il suono e che portano il ballo. Certo, assolutamente, un po' di eleganza, un po' di allegria e un po' di musica è sempre di buon auspicio in tutte le occasioni. E ovviamente il piacere di raccontare ancora una volta alla comunità di Fonni. Grazie, a presto e ci vediamo tra poco. Sergio, a te il piacere davvero di animare la comunicazione, di animare la bellezza di un carnevale che ritrova sempre l'entusiasmo di tutti. E la cosa particolare che sorprende davvero è che fin dalle prime ore del mattino le persone raggiungono Samugheo, c'è chi stuzzica, chi prende qualche prodotto di eccellenza per illudere l'attesa e poi assiepati lì lungo le transenne attendono anche per qualche ora il passaggio del grande corteo. Esatto, l'ho detto stamattina al convegno, Amaimone è un evento che affonda le sue radici nel passato, in una tradizione che si tramanda da secoli e secoli ma che guarda al futuro. Futuro uguale modernità, uguale utilizzare i mezzi di comunicazione moderni. Noi diamo grande attenzione alla parte digital, alla parte visuale, insomma cerchiamo di attrarre gli spettatori non solo per quello che è la sfilata ma anche per raccontando ciò che è il contesto e ciò che Samugheo propone ai suoi fruitori. Ovviamente Amaimone non è solo un evento fine a se stesso, funziona perché è un evento che è un volano di promozione territoriale. Promozione territoriale significa destagionalizzazione dei flussi turistici e in questo siamo in sintonia con le politiche della regione autonoma della Sardegna, che infatti promuove eventi come questi proprio perché sono gli eventi che permettono alla Sardegna di avere turisti tutto l'anno. E questo è un dettaglio non da trascurare, non voglio entrare nei numeri, però tu hai parlato di una rete, il territorio che si unisce, il territorio che ritrova una grande sinergia. Mi dicevano solo qualche giorno fa che tutte le strutture ricettive sono piene, non solo a Samugheo, ma davvero anche nei paesi vicini e non, e questo penso che sia un grande successo. Esattamente, ovviamente eventi come il nostro devono rappresentare un valore per il territorio, un valore certo nella riscoperta delle tradizioni, ma un valore anche dal punto di vista dell'indotto economico. Questa è la nostra strategia, infatti noi iniziamo col lavoro di comunicazioni, partiamo già dall'autunno proprio per questo, per poter promuovere l'evento e arrivare pronti a quello che vedrete tra qualche ora. Il nostro team di comunicazione è un team di comunicazione molto variegato, io ne sono un responsabile, ma abbiamo ovviamente esperti di parte digital, esperti di marketing digitale, abbiamo una fotografa, abbiamo due crew video, insomma cerchiamo di lavorare per portare valore non solo al nostro evento, non solo alla tradizione, ma al territorio che ci ospita ogni anno. Non lasciate nulla di intentato e la cosa più bella, tra le cose più belle, è questa diretta di Sardegna Live che ogni anno si ripete e che funziona da traino per l'anno che verrà, e quindi le persone che magari oggi ci stanno ascoltando decidono poi l'anno prossimo di prendere carta e penna e annotare sulla loro agenda quello che è l'appuntamento con Amaimone.
Esatto, il web è il futuro, è inutile che ve lo stia a dire, i numeri che fate ogni anno certificano un lavoro di qualità, un lavoro appassionato e questo è molto importante, ogni anno aggiungete qualcosa al vostro lavoro, questo per noi è imprescindibile, dà valore al vostro evento, dà valore al vostro lavoro e quindi insomma troviamo una congiunzione di valori che danno valore insomma a tutto quello che raccontiamo. Quando la passione poi alimenta il lavoro, diciamo che il risultato si raggiunge anche senza fatica. Complimenti a Sergio, l'infaticabile. In questo caso ci vediamo dopo. Sergio, noi continuiamo il nostro viaggio. Io farei anche qualche passo per guadagnare qua all'uscita dalla scuola. Ritrovo un amico, Emanuele Cera, consigliere regionale, Fratelli d'Italia. Emanuele, l'importanza di questi eventi che danno valore davvero alle nostre tradizioni. Una Sardegna che vive di piccoli paesi, questi piccoli paesi sono la nostra forza e di tradizioni che uniscono le persone, che sono di richiamo e che non devono essere mai trascurate. Assolutamente sì, un valore identitario grandissimo che può esprimere tutta la sua interezza qua a San Mugheo in questo raduno, che è un raduno regionale. Credo che veramente l'organizzazione sia un'organizzazione eccellente e lo abbia dimostrato anche in questa occasione. Credo che l'amministrazione regionale debba puntare tanto in queste manifestazioni che sono identitarie ma che possono anche creare occasioni di sviluppo e di crescita, oltre che culturale anche economica. Perché no? Credo che eventi come questo dimostrino veramente la grande capacità dei sardi di poter trasferire questi elementi di profondo attaccamento alla ruralità, alla sacralità, a quelle che sono le nostre tradizioni. Quindi credo che veramente da qua si può partire con un messaggio importante. San Mugheo dimostra, ma così come tanti altri centri della Sardegna dell'interno, che c'è la volontà e la necessità di crescere partendo da questi valori identitari che sono la massima espressione in questi territori. E San Mugheo ancora una volta richiama la politica per ovviamente sottolineare la grande responsabilità che si svolge ogni giorno per dare valore alle nostre tradizioni, quindi questo è un appunto che da San Mugheo parte sempre. Assolutamente sì, la politica deve essere partecipe, deve essere a sostegno e a supporto di queste manifestazioni che come detto lavorano per far conoscere la nostra cultura, le nostre tradizioni e di conseguenza la nostra economia. Quindi è chiaro che l'amministrazione regionale debba essere assolutamente compartecipe in questi processi di sviluppo. Grazie Emanuele. Grazie a voi, buon lavoro. A presto e buon a Maimone, grazie ancora. Noi continuiamo nel nostro viaggio, in questa diretta stiamo catturando delle immagini che vanno da una parte all'altra del nostro percorso. Adesso vedete inquadrati gli amici di Orani, la maschera del Subundu, che attraverso un percorso di valorizzazione racconta davvero parte di un'eredità che è stata ricevuta. Loro hanno il loro carnevale il 9 di marzo, quindi un altro appuntamento da non perdere, quella maschera in sughero, l'unica in Sardegna, con i grandi baffi, quel naso pronunciato e le corna, ma anche loro avremo poi il piacere di vederli nel corso di questa sfilata. Noi camminiamo, andiamo adesso nel vivo del corteo che tra poco avrà modo di svilupparsi, che attraverserà le vie di San Mugheo e che ci darà la possibilità davvero di vivere uno dei carnevali più belli della nostra Sardegna. Come vi dicevo, come vi raccontavo, saranno i bambini, i piccoli mammuzzones ad aprire il corteo. Loro sono già pronti, anche perché non vedono l'ora di entrare nel vivo di questo carnevale. Un carnevale che non vivono solo in questa occasione, in questa giornata, ma a partire dal 16 di gennaio con i fuochi di Sant'Antonio accende l'entusiasmo, accende la gioia, accende il cuore di un carnevale che in Barbagia, nelle altre regioni storiche della nostra Sardegna si vive. Tu come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, cosa sta per succedere qua a San Mugheo? Lo puoi raccontare alle persone che ci stanno guardando? Ci sarà una sfilata, ci saranno tanti gruppi. Di che gruppo siete? Gruppo di San Mugheo. Gruppo di San Mugheo, il Mamuzzone? Sì. Siete pronti? Sì. Lo sapete che ci sono tantissime persone che vi stanno aspettando? Sì. Quindi? Quindi bisogna
a mettercela tutta. Bravo, mi piace. Infatti 5, complimenti a loro, sono davvero una gioia nel cuore questi giovani. Noi continuiamo a viaggiare. Claudio, rimani un secondo con me, perché anche attraverso le macchine fotografiche, attraverso i vostri obiettivi, il Carnevale di Sammugheo ritrova la sua essenza, i momenti belli che finiscono attraverso i vostri scatti in un ricordo senza fine. Immortalati, come si dice, senza fine. Ho giusto una foto che riproduce il vecchio Carnevale sammughese, che è datata circa 100 anni fa. Il vecchio Maimone. E ce la puoi raccontare questa fotografia? Guarda, è uguale, è uguale a come lo vedi oggi. Naturalmente l'unica differenza è che non c'erano i gruppi di fuori, cioè gli ospiti non c'erano. Quanti erano? I mamuzzoni erano in ordine sparso, non era un gruppo organizzato, però c'erano. Si vede la figura, si intravede la figura di Sugaru e Minchilleo, che è una delle maschere più vecchie che abbiamo. E tutto il resto è il carnevale come lo si faceva, come lo si intendeva una volta, proprio così, con la gente in mezzo che guarda e tutto, capito? Perché la gente ha bisogno di vivere questi momenti. E questo è il bello, che c'hai il contatto con una cosa che non ha mai visto praticamente. La grande bellezza del Carnevale di Sammugheo, l'inclusione, il far ritrovare davvero tutti i protagonisti. Vogliono vivere questi momenti in mezzo alle maschere. Ed è quello il bello, che in molti altri posti non è fattibile, perché sono dei dogmi da rispettare, capito? Invece qua niente, siamo tutti protagonisti, anche noi. Grazie Claudio, ci vediamo più tardi. Noi continuiamo questo viaggio. Adesso andremo a sentire la viva voce di Silvio. Parlavo prima degli amici di Orani, ho ricordato quella data del 9 di marzo con loro protagonisti, la maschera di Subundu, ma diverse associazioni che arriveranno a Orani per vivere questo carnevale. Per oggi siamo a Sammugheo, il piacere di ritornare in questa comunità e dare la possibilità di vivere il vostro carnevale. Certo, è una bellissima manifestazione che fanno ogni anno e noi partecipiamo come sempre, loro parteciperanno a loro volta nel nostro carnevale. E che dire, vi aspettiamo tutti quanti il 9, speriamo che ci faccia una giornata come questa e poi... Noi ve l'auguriamo, anche perché ci saremo con i nostri suoni ad animare il vostro carnevale. Quel grano che porta bene, che lo lanciate a tutti i presenti, che significato ha? È il significato della rinascita, la semina, è il significato agricolo, il grano porta sempre bene, quindi è un significato di buon augurio. Grazie. Ok. Ci vediamo tra poco, grazie Silvio. Buona sfilata a voi. Noi continuiamo a camminare attraverso i sentieri di un carnevale del tutto particolare. Gavoi non poteva mancare, anche perché Gavoi con i suoi suoni, con i suoi ritmi apre davvero alla bellezza di un carnevale di Sardegna che ritrova una particolarità. Ben trovati anche a voi. Grazie, ben trovati anche a voi. È un piacere. Siete pronti per animare i suoni in questo carnevale? Sì, sempre pronti. Poi qua a Sammugheo noi siamo di casa ormai, quindi abbiamo un ottimo rapporto, ci fa molto piacere. Su Tumbarino, ovviamente l'organetto, le voci, il triangolo, su Pippiolo, è la voce che scandisce il tempo. Sì, è quello che ci accompagna sempre durante il carnevale e non solo, ma in carnevale in particolare è quello che ci rappresenta meglio, è quello che sentiamo di più come gavoesi e ci fa piacere portarlo anche fuori. E poi Gioia Ardaiola che davvero ritrova nel cuore della comunità di Gavoi quel cuore pulsante. Sì, Gioia Ardaiola è il giorno principale, diciamo, del nostro carnevale, quello che è stato dedicato alla riscoperta, insomma, di questa tradizione dei tamburi che ha sempre accompagnato le feste, ma adesso in particolare è stata ripescata da un po' di tempo a questa parte e che ci accompagna sempre, ma non solo per noi gavoesi, anche per quelli che vengono a trovarci, insomma ci fa sempre piacere se durante il carnevale e soprattutto durante il giovedì grasso vengono a trovarci anche da fuori da Gavoi. È un evento che insomma ci fa piacere condividere con tutti. Il suono dei Tumbarinos che travolge davvero quelle case in granito che fanno
fanno da cornice al centro storico, quel suono che rimbomba e che accompagna per tutto il pomeriggio e per tutta la notte la grande festa. Sì, diciamo che a noi fa piacere senz'altro portare i nostri suoni, la nostra allegria, il nostro modo di festeggiare dappertutto, però a Gavoi è il suo ambiente dove nasce e dove diciamo è più naturale la sua espressione, senz'altro. Grazie ancora per il tuo racconto, siamo curiosi ancora una volta di sentirvi suonare e animare il Carnevale di Sammugheo. A tra poco. Il nostro viaggio continua, la nostra anteprima qua a Sammugheo per Amaimone. Abbiamo acceso il cuore della nostra diretta un attimo prima della grande festa per consentire a tutti voi di vivere il Carnevale di Sammugheo, l'antico Carnevale sammughese. Tanti gli ospiti protagonisti, abbiamo intervistato, abbiamo salutato gli amici che arrivano da Udine, poi Ottana, abbiamo sentito la voce di Orani, Gavoi, sono già ossi surzu di Ortueri, Maschera Limpias di Fonni, poi su Turco, Ollollai che ancora una volta è presente, le maschere di Olzai, l'associazione Barbagia, maschere Olzai, Mameones, Muronarzos, Sosintintos, ovviamente i Mamuzzones di Sammugheo che ritrovano la loro forza, la loro bellezza, il loro entusiasmo, e devo dire che oggi il sorriso di quei giovani, di quei piccoli Mamuzzones davvero anima il cuore pulsante delle nostre tradizioni, di questo rito che è senza fine. Giuliano, io ti lascio la parola perché so che sei già in piazza, so che tantissime persone stanno aspettando questo grande carnevale, a noi il piacere di rimanere qua ad aspettare un vostro segnale perché noi siamo pronti ancora per raccontare parte di questa grande festa a Maimone, a Sammugheo. Il saluto arriva a nome della comunità di Sammugheo e dell'associazione culturale I Mamuzzones de Sammugheo, e quindi il benvenuto a tutti coloro che questa sera sono qua per assistere alla 28esima edizione della grande festa dei carnevali di Sardegna, appunto da Sammugheo. Io sono in compagnia di Gabriele Mura, che è uno dei rappresentanti dell'associazione, un abitante di questa comunità, vi dà ovviamente il benvenuto a sua volta, e tra non molto vedremo attraversare qua lungo la strada principale di Sammugheo e poi in piazza Sedda, la prima delle esibizioni, queste espressioni che arrivano da ogni dove dell'isola e nello specifico da quei centri che hanno tenuto alto il valore della rappresentazione dei carnevali di Sardegna. E chiamiamo carnevali al plurale perché in Sardegna ogni luogo abitato ha il suo, con le sue peculiarità, il lavoro delle associazioni che hanno recuperato attraverso la ricerca quello che era il valore, la testimonianza, la memoria di un passato importante. A Gabriele ovviamente chiederò subito in apertura il significato, il valore che Sammugheo ha voluto incamerare come forza nel restituire appunto la sua memoria al presente. Allora, un benvenuto a tutti i presenti e un caloroso davvero accogliente da parte sia dell'associazione dei Mamuzzones che di Sammugheo, di tutta la comunità. Allora, quello che praticamente secondo me è un tramando è anche quello come associazione, come gruppo, come anche maschera, anche quello dell'unione e quindi anche della condivisione sia delle conoscenze, dei saperi, che poi viene passato e tramandato anche con chi oggi è presente a questo pomeriggio. Assolutamente sì, tra poco ovviamente entreremo, appena vedremo arrivare in apertura subito i piccoli protagonisti del Carnevale di Sammugheo, quelle che sono anche le figure che vanno a caratterizzare intanto il gruppo dei Mamuzzones di Sammugheo, che ha ovviamente le sue appunto figure e rappresentazioni all'interno del rito che poi verrà rappresentato qua in piazza. Ma ci saranno anche diversi segmenti del Carnevale di Sammugheo che non si esaurisce con i Mamuzzones, ma che presenta anche altre figure che trapunteranno poi tutto l'evento e l'incontro. Che dire? Fra un po' restituiamo ovviamente la linea a Roberto, che abbiamo voluto quest'anno tenere laddove nasce la preparazione del Carnevale. Non il Carnevale, perché qui a Sammugheo è proprio questo luogo che ospita la vigilia di Sant'Antonio con l'accensione del fuoco, la prima uscita
dei Mamuzzones, e poi la replica di lì a poco in occasione della festa di San Sebastiano. E questa è la chiesa. Ti faccio una domanda, ma aspettandomi una risposta: è il patrono di San Mugheo San Sebastiano? Assolutamente sì. E lo festeggiate in quale occasione? Si festeggia subito dopo Sant'Antonio, che sarebbe il 19 gennaio, con la riaccensione del falò. E infatti appunto c'è questa doppia vita di un carnevale che si apre, che poi per tutto il corso si manifesta, e che Maimone ha saputo intercettare, dando visibilità anche a chi viene da fuori e soprattutto ospitalità a chi trova qua dimora. Noi facciamo una cosa adesso, torniamo da Roberto, che sicuramente è una testimonianza, ma al ritorno io vorrei raccogliere delle voci qua in piazza. Anzi, siccome siete veramente tanti e vi vedo inquadrati in questo momento, vi fate un bel applauso, che questa è la festa della Sardegna che ha luogo qui a San Mugheo, anche perché l'abbiamo voluto più dinamico quest'anno il racconto, anche con la vostra partecipazione, perché il racconto deve essere un racconto corale, con più testimonianze, ovviamente di amici di San Mugheo, ma vogliamo ascoltare anche le vostre impressioni. Quindi prima dell'interrogazione preparatevi le vostre impressioni, perché fra poco passerò a raccoglierle con un microfono. Roberto, mi auguro che tu sia in compagnia di qualcuno in questo momento, anche perché continuiamo questo racconto a distanza. Eccoci qua, noi siamo nel cuore della sfilata. Come vedete ha avuto inizio una sfilata che si snoda per le vie del paese di San Mugheo, che ritrova l'entusiasmo di tutti. Vedete inquadrati gli ospiti che arrivano dalla provincia di Udine. Siamo in diretta, Roberto, vieni qua vicino a me, anche perché tu sei uno degli organizzatori, il duro lavoro che non ti dà la possibilità di ritrovare i panni dei Mamuzzones, ma ti dà ovviamente il piacere di accompagnare tanti ospiti che sono arrivati in questo caso da oltremare. Come si stanno trovando secondo te? Che pareri ti hanno dato? Ma sembra tutto positivo per il momento. Sembra che sono contenti di partecipare a questa manifestazione. Voi siete stanchi, ma la fatica non la sentite? No, infatti. Quindi possiamo vivere con gioia questo infatti, momento. sì, sì. Qua in quale parte del paese ci troviamo? Qua siamo vabbè, nella parte di sopra del paese, diciamo. Adesso scendiamo nelle vie principali dove parte la sfilata. Perché questo è solo una sorta di riscaldamento. Sì, Dovete sì. sapere che loro si sono studiati molto bene ogni dettaglio della manifestazione, e in questo frangente si stanno sistemando i gruppi in modo tale che quando ci si ritrova nel punto di partenza, dove ci sono tutte le persone che vi stanno davvero aspettando, tutto sia perfetto e tutto sia in ordine. Sì, sì. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie. Quindi la precisione, la puntualità, la forza di un evento che ritrova ogni dettaglio curato nei minimi particolari. Le maschere del carnevale della nostra tradizione incontrano in questo caso gli amici che arrivano d'oltremare, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare, che tra poco andremo a vedere attraverso i loro colori, attraverso il loro entusiasmo. E vi devo raccontare un piccolo aneddoto che si è verificato questa mattina quando ci siamo trasferiti a pranzo per godere di un momento di relax. Gli amici di Udine stavano già suonando e cantando per animare il carnevale, quindi anche in quel momento che doveva essere di riposo loro hanno voluto far festa attraverso quella fisarmonica che suonava senza fine. Ancora Orani nelle immagini che state vedendo. Io chiedo a Giuliano ancora una volta di riprendere la linea in modo tale che qua ci si possa sistemare nel modo migliore possibile e poi si possa avere anche il piacere di intervistare le tante persone che sono arrivate qua a San Mugheo in questa giornata. Quindi Giuliano, io ti restituisco la linea, dacci ancora una volta l'immagine più bella di questo carnevale di San Mugheo, che sicuramente si racconta attraverso i visi, i volti, i sorrisi delle persone che sono lì in piazza e nelle vie del paese, che stanno aspettando le tante maschere protagoniste di questo carnevale. E sono davvero tanti i volti che sono arrivati qua a San Mugheo dalle prime ore del mattino, perché questa è un'altra specialità di questa manifestazione,
che dalle prime ore si arriva, si mangia insieme, si visitano le bellezze di Samugheo. Samugheo non è solo il carnevale, non è solo a Maimone, ma qua c'è una comunità che da sempre difende e valorizza tutto ciò che è tradizione, cultura, sapere. Il territorio è disseminato da bellezze archeologiche, ci sono ovviamente quegli elementi architettonici che meritano sempre un'attenzione particolare. Ci sono le danze di Samugheo che si eseguono solo qua, Sorrosciada per esempio. C'è l'abito tradizionale, uno dei più belli dell'isola, e ovviamente ci sono gli abitanti di Samugheo che in questa occasione aprono le porte dell'accoglienza. E io vorrei essere smentito oppure avere delle conferme interpellando qualcuno degli amici o delle amiche che sono arrivati qua a Samugheo con un fuggi per sapere. Giuro che farò domande a cui saprete rispondere. Signora, lei intanto come si chiama? Mi chiamo Iole. Iole, da dove arriva? Da Gonnosfanadica. Da Gonnosfanadica. Tra l'altro anche voi avete il vostro carnevale, perché abbiamo detto che ogni luogo ha il suo carnevale, e tra l'altro il vostro è anche allegorico, quindi insomma è ricco di colori e di festa. Quindi verremo anche a Gonnosfanadica a vivere con voi l'esperienza. Ma oggi lei qua a che ora è arrivata a Samugheo? 11:10 circa. 11:10 del mattino, precisa lei, è 11:10. E mi dica una cosa, che impressione ha avuto di Samugheo e per adesso di questa prima parte della festa? Non è la prima volta che vengo, forse sono già 7-8 anni che vengo e niente, è un piacere come sempre. E quindi se lei ritorna vuol dire che si è già trovata bene. C'è qualcosa che l'ha colpita in particolare, anche perché tanti luoghi ospitano il carnevale, no? Perché lei è voluta tornare a Samugheo? C'è qualcosa che l'ha richiamata? Che cosa le piace di Amaimone? Appunto l'evento a Maimone è molto bello, vengo proprio perché mi piace. Perfetto, le piace e siamo contenti. Ovviamente non tralasceremo nessuno. C'è un signore che io continuo a disturbare ogni volta che devo passare di qua, però ha un viso simpatico. Come si chiama e da dove arriva? Luciano, vengo da San Sperate. Da San Sperate, quindi un'altra parte ancora della nostra isola, anche da voi tante tradizioni, tante feste. È la prima volta che viene a Samugheo? No, è la terza volta. E a lei che cosa ha colpito di Samugheo e del suo carnevale? L'ospitalità della gente indubbiamente, la cordialità, il carnevale è fantastico perché ci riporta indietro nei tempi con tutte le sue tradizioni e quindi è una cosa molto affascinante. Molto affascinante. Allora, noi adesso torneremo un secondo da Roberto che immagino stia seguendo il percorso. Abbiamo visto che si muove. Nelle edizioni precedenti, e sono state ben 27, che cosa è accaduto? Una manifestazione che partiva in sordina e che in realtà ha avuto subito il suo ritorno e il suo grande risultato. Poi pian piano, cammin facendo, hanno voluto ampliare ovviamente, oltre a chi era qua, anche attraverso le telecamere, il racconto del carnevale anche a chi era lontano. E poi in questa edizione abbiamo voluto proprio vedere anche che cosa succede alla partenza, laddove appunto il carnevale nasce, con gli uomini che si trasformano per diventare appunto entità identitarie, che poi attraversano il percorso e arrivano qua per raccontarcelo. A Gabriele Mura, che è in postazione, io adesso chiedo magari di sollevarsi un attimo in piedi, così possiamo anche arrivare con una telecamera verso di te. Che cosa ci aspetta in apertura? Quindi essere parte della vostra associazione significa che cosa? Perché nasce l'associazione? Quando e che cosa vivete nel rappresentare il sentimento identitario del Carnevale di Samugheo anche quando andate lontano da qua? Gabriele. Allora, come e perché nasce? Le cose molte volte nascono anche per caso, non c'è una cosa impostata che fa nascere un'associazione. Nasce nei primissimi anni '80, quindi per volontà proprio di un paesano, proprio Antonello Mura, che comunque insieme ai suoi amici iniziò a raggruppare un po' di gente, a rappresentare quello che era stata una maschera
che ormai perduta, perché ormai se ne sapevano solo qualche ricordo, tra cui anche mio padre da bambino si ricordava qualche cenno, qualche sfumatura di quello che poteva essere la maschera che vediamo oggi. Quindi l'importanza cos'è? Che poi praticamente come associazione quindi diventa un raduno di persone e soprattutto importante anche di tutte le età, di tutte le fasce, che quindi comprende sia i bambini che gli anziani, quindi una cosa molto importante a livello comunitario e quindi anche culturale, perché comunque è stata riscoperta, rispolverata un'identità che comunque era semipersa o comunque rimasta nella memoria degli anziani. Questo è l'associazione di Mamuzzone Sammugheo. Tra l'altro il lavoro è importante, tu hai anche un libro sul tavolino, sì. Un volume a firma di Dolores Turchi, che all'inizio ha contribuito insieme a figure come quella di Gigino De Ida e tanti altri amici di Sammugheo a rimettere insieme le parti di questo racconto e di una storia che è cultura e tradizione. Ed è molto bello questo volume perché non parla ovviamente solo del carnevale, delle maschere, ma un po' di tutta la storia e i meandri di Sammugheo. Ma a proposito di storia che si rappresenta, abbiamo due associazioni, prima ho fatto menzione qua a Sammugheo, una che fa capo alla Proloco e una a San Sebastiano. Sono le due formazioni folcloriche che portano appunto la danza e l'abito tradizionale ovunque di Sammugheo. Mi piacerebbe che tu portassi il tuo saluto e anche il tuo benvenuto a chi è oggi qua a Sammugheo. Un grazie particolare all'associazione dei Mamuzzones che organizzano questa bella manifestazione e un grazie anche alla gente che viene da fuori ogni anno per farci compagnia. Speriamo che continui e si trovino bene. Lo speriamo, grazie a Luisa. Facciamole un applauso che ancora un po' mi sviene qua e invece è festa assolutamente. Allora, se Roberto riprende un attimo la linea, io vado in postazione e intanto vi dico già che qualcosa si sta muovendo perché sono puntualissimi qua alle 16:30 e quello è l'orario, partono dalla scuola. Cosa vi hanno detto a voi? Aspetta che c'è una protesta in diretta come a Sanremo anche a Sammugheo. Abbiamo una polemica, una protesta. Che c'è? Alle 16 la partenza. Alle 16 stanno partendo. Poi la strada è un po' lunga, guarda che la applaudono. A sinistra la partenza. Lei da dove viene? Ussana. Ma cosa ne sa uno di Ussana, di che cosa sono fatte le strade di Sammugheo? Sono venuto già 5-6 volte qua. Va bene, la perdono perché è di Ussana e fate anche voi belle feste. Allora facciamo così, diamo la linea a Roberto. C'è? Ancora un intervento, ha bisogno di un intervento, allora andiamo da questa parte. Lei da dove arriva? Da Guspini. Da Guspini, guardi là in camera così può salutare anche i parenti se vuole. Le faccio la stessa domanda, a che ora è arrivata stamattina e che cosa le è piaciuto di Sammugheo? Alle 11, sono circa 30 anni che vengo, da quando è iniziata in pratica. Quindi dall'inizio appunto quasi 30 anni, ha ragione lei. E lei ogni anno è stata qua a Sammugheo? Attuale. Guardi là, così la inquadrano mentre parla e le chiedo perché ritorna, cioè che cosa le piace in particolar modo? Tutto. La gente, la festa, anche per essere qua, lei è qua da qualche ora perché dall'una, ecco perché quelli di Ussana non devono parlare, la signora è qua col sacrificio dall'una per aspettare il passaggio delle maschere. Allora Roberto, a te la linea, io torno in postazione e poi raccontiamo da lì l'arrivo dei carnevali di Sardegna. E così come vi abbiamo detto sono davvero tante le persone, i visitatori e i turisti che si sono dati appuntamento a Sammugheo per Amaimone. La sfilata è partita da pochi secondi, ma le tante persone si sono assiepate nelle strade di Sammugheo fino dalle prime ore di questa giornata. Tutti vogliono rubare uno scatto, vogliono raccogliere un'emozione, non vogliono perdere nessun dettaglio di questo carnevale. Sono davvero tante le maschere che provengono da ogni parte dell'isola di Sardegna, le maschere che raccontano cultura, un percorso ereditato, fatto di tradizioni. Però se noi facciamo un piccolo giro diamo in primis la possibilità di vedere davvero che sono tante persone e poi abbiamo la possibilità
possibilità anche di intervistare degli amici che sono arrivati in questo caso da Orgosolo, che raccontano le tradizioni attraverso un suono, ma che alle tradizioni restituiscono anche un applauso quando lo spettacolo va in scena qua a Samugheo, giusto Franco? Assolutamente, sì, noi ormai diversi anni che veniamo, è sempre più bello vedere questa gente, insomma vedere lo spettacolo delle maschere è veramente un piacere. Uno spettacolo unico, buona festa a Franco, un piacere ritrovarti. Vincenzo, vieni con me. Signora, lei da dove arriva? Da Orgosolo. Da Orgosolo anche lei, tutti di Orgosolo, questo è l'angolo degli orgolesi, però possiamo fare buona festa anche a voi, ovviamente venite da questa parte della strada, poi daremo ancora una volta la parola a Giuliano. Signore, lei da dove arriva? Io? Da Uta. Da Uta, e perché ha deciso di venire a Samugheo oggi, di fare tutti questi chilometri non solo per assaggiare un fritto? Per fare una giornata diversa. Una giornata bella? Sì. Buona festa a voi. A voi la linea, Giuliano. Come vedete ci sono i bambini ora, protagonisti in questo momento. No, e qua non sento. Sì. Gabriele, eccolo qua, ti stavo dicendo, ciao. Gabriele parla perché io non mi sentivo, invece adesso mi è arrivata la voce, ti do subito la linea. Era molto bella quell'immagine dei bambini ed è quella che vedremo arrivare tra poco. Abbiamo visto che c'è già il percorso, ecco una novità di quest'anno, che aspettavamo senza nessun segnale e a un certo punto c'era l'apparizione dei carnevali. Invece quest'anno anche questa dimensione a distanza ci restituisce le tappe del percorso, perché come sapete c'è un edificio che ospitava le scuole un tempo, che adesso è diventato un luogo di aggregazione, là si preparano appunto i gruppi delle maschere, da lì partono, attraversano alcune vie, soprattutto quella principale che le porterà tra poco qua in piazza Sedda. Ma io volevo chiedere a Gabriele Mura se ci dà già un'anticipazione, entrando in quella che è proprio il gruppo delle maschere di Samugheo, delle figure che lo caratterizzano. Se Gabriele ci illustri un pochino il percorso, poi anticipiamo già quello che vedremo tra poco con i bambini. Come è formato appunto il gruppo dei Mamuzzones di Samugheo? Allora, il gruppo è caratterizzato da 3 figure fondamentali, che sono quella del Mamuzzone, Surzu e del suo Madore. Quindi principalmente abbiamo il Mamuzzone, che sono quelli che sono in prevalenza del gruppo, che praticamente fanno la loro apparizione con una danza ritmica alternata. Il loro simbolo è quasi una richiesta di, diciamo, quasi alla, proprio come proprio il tema della manifestazione a Maimone, che è quello di diciamo un rito, una danza che viene dedicata quindi al dio della natura, al dio della vegetazione. E quindi loro praticamente cosa fanno? E hanno anche un simbolo un po' tropaico, quello dei campanacci, che è quello di allontanare gli spiriti maligni. Nel loro percorso praticamente accompagnano altre 2 figure che sono alla fine quelle più fondamentali, che sono quella del Surzu e del suo Madore. Surzu è quella persona che viene trattenuta tramite una soga a bada dal domatore, che non è altro che la vittima sacrificale. Quindi a Maimone è praticamente la vittima che si sacrifica per il dio, quindi in cambio di una buona annata. E queste sono un po' anche delle caratteristiche, sono degli elementi che si ripetono nelle diverse maschere, quindi la morte e la rinascita, la contrapposizione tra il bene e il male, il bello e il brutto. Ovviamente è molto difficile addentrarsi in quello che è il racconto descrittivo delle origini dei carnevali di Sardegna, delle maschere, tra i miti e i riti, perché ci si sposta in tempi troppo lontani e anche le associazioni che hanno fatto un attento lavoro di recupero spesso arrivano laddove la memoria ha fornito testimonianze, dove l'iconografia, altri racconti degli anziani hanno potuto servire dei dettagli per la ricostruzione, però di sicuro è molto difficile
poter andare indietro e raccontare le origini, come spesso accade quando ci si addentra in racconti che arrivano da molto lontano. Andiamo a vedere dove si trova Roberto, perché in base a dove si trova lui capiamo quanto manca per arrivare qui l'inizio della sfilata. A te Roberto. Non vi sto a raccontare con quale entusiasmo vengono accolti i bambini, i giovani Mamuzzones in questo tripudio, in questa grande festa qui a Samugheo. Ovviamente dietro le mie spalle vedete le tante persone che sono arrivate qua in questo centro dell'isola per vivere l'emozione di un carnevale unico, per un carnevale che coinvolge, un carnevale che avvolge, così lo possiamo definire. Voi da dove arrivate? Da Milano, qua per il carnevale di Samugheo? No, viviamo a Cabras adesso. Ah, quindi c'era il tranello in questo caso. Però perché avete deciso di venire da Cabras qua a Samugheo? Avete sentito parlare di questo evento? Sì, certo, poi ci sono le amiche di qua che Vi hanno convinto ci e vi hanno hanno trascinato. aiutato a venire. E quando le hanno parlato del carnevale di Samugheo, che cosa le hanno detto? Con quali parole sono riuscite poi a convincervi a venire? Beh, abbiamo visto che è molto caratteristico, non avevo mai partecipato prima e quindi sarà la volta buona. Ho visto i bambini, che belli. Bellissimo. Il futuro delle nostre tradizioni. Grazie a lei. Invece voi da dove arrivate? Io Donori, noi. Da Donori? Sì. Quindi anche voi avete fatto diversi chilometri per Abbastanza, poter però andare. speriamo bene. Grazie e buona festa ovviamente Grazie a voi. tutti voi. Che cosa vi sta sembrando questo carnevale? Per adesso avete visto solo i giovani, i piccoli Mamuzzones. È molto bello, emozionante. È bello ritrovare dei giovani che davvero sentono con orgoglio, con sentimento e con fierezza. Sì, è bellissimo. Tradizioni. Veramente era solo l'inizio. Preparatevi perché stanno arrivando. Sì, preparatevi. Voi? Sono sempre di Donori. Tutti da Donori. Abbiamo qua l'angolo di Donori. Invece lei da dove? Teulada. Da Teulada? Sì. E qua abbiamo macinato Un paio di davvero chilometri, sì. Chilometri. Sì. Vi faccio A me, sempre la stessa domanda. appassionano le maschere molto. Ma era già stato qua a Samugheo? Sì, c'ero già stato 2 anni fa, e poi faccio parte anch'io di un gruppo di Teulada delle maschere. Come si chiama Quindi, il gruppo? Su Boinargio e su Vastori. Quindi avremo piacere poi di vederci, Sì. di ritrovarci. Sicuramente nelle prossime feste. Beh, a Teulada il 9 marzo, quindi. Quindi un altro appuntamento da non perdere. Grazie e grazie. buona festa a voi. Giuliano, ti rilascio e ti do ancora una volta la parola. Davvero una grande festa che stiamo vivendo, una grande festa sì che ritrova il nero come colore principale, ma sono i colori di quella passione alimentata da tanta gioia e da quel sentimento che ritrova un tracciato che tiene vivo un filo della memoria. A te Giuliano. Allora siamo di nuovo qua in postazione, ma ovviamente vedete anche in questo momento le immagini dall'alto col nostro drone di Samugheo, e letteralmente ci restituisce già una bella fotografia di quanta gente ci sia anche lungo il percorso. Adesso lo attraverseremo tutto proprio per dare un senso della bellezza e di quanta gente oggi sia qui per vivere la testimonianza appunto dei carnevali di Sardegna. Carrassecare, carne da tagliare, questo sarebbe il significato del termine in limba utilizzato per definire il carnevale. Guardate davvero quanta gente, in questo momento il drone è proprio su di noi, come dice una celebre canzone, e quando si parla di origini e di significato dei carnevali si entra dentro differenti chiavi di lettura: retaggi di riti ancestrali, memorie di dominazione del passato, riproduzioni dell'antico binomio uomo-animale. Sono tutte congetture di grande fascino, confermate alcune, dubbie altre, a seconda di chi ne dà una lettura o un'interpretazione. Intanto in questo momento il nostro drone è proprio sopra la chiesa di San Sebastiano e un po' tutti possono vedere le immagini, perché questi maxi schermi disseminati a Samugheo ci permettono. Però vediamo che stanno arrivando già le prime maschere, e quindi siamo pronti per ufficializzare l'inizio della sfilata che arriva qua, appunto con i piccoli componenti di Samugheo. Aprono loro, i bambini di questa comunità, e quindi i Mamuzzones di Samugheo.
Tra l'altro oggi c'è un bambino di loro, Francesco, che compie 7 anni ed è proprio il nipotino di Gigino De Ida, lo abbiamo voluto ricordare nelle battute iniziali ed è stata voce e memoria storica di questa comunità. Questa è una delle immagini più belle della manifestazione. Un bellissimo applauso per i piccoli Mamuzzones di Samugheo. Si prepari la 5 dentro, si prepari la 3. Surzu e Sos Mamuzzones. Surzu rappresenta il dio che viene immolato e Sos Mamuzzones rappresentano i seguaci del dio. Vado con la 4 dentro. Loro al centro della piazza adesso creano questo cerchio e ognuno di loro posizionerà il copricapo al centro del cerchio, appunto fino a formare proprio una corona. Assolutamente, quindi praticamente è rappresentato un po' quello che è il ciclo della vita. I Mamuzzones cosa fanno? Accompagnano praticamente quello che è la vittima sacrificale, che sarebbe il Surzu, come dicevo prima. Quindi un'offerta al Dio. Perché un'offerta al Dio? Perché poi veniva chiesto quindi al Dio in cambio la buona annata, l'auspicio di una buona annata. Surzu è tenuto per la vita da suo amadore, il suo guardiano, ogni tanto cade a terra, come vedete finge la passione che precede la sua morte. Una maschera zoomorfa che indossa un'intera pelle di capro con la testa attaccata. Le maschere dei Mamuzzones invece, come abbiamo detto, rappresentano i seguaci di Dioniso, il dio che ogni anno moriva e rinasceva come la vegetazione. Sentite anche questo ritmo assillante che sottolinea l'incedere. Loro in questo momento stanno formando questo cerchio, una danza intorno che completa il rito, e i sonagli che voi sentite hanno un significato apotropaico, vogliono con il loro suono tenere lontani dalla cerimonia gli spiriti del male. Potrete immaginare anche l'emozione dei piccoli protagonisti, per alcuni di loro è la prima volta, per altri insomma questo percorso di crescita che accompagna proprio il valore delle tradizioni. Dolores Turchi sosteneva che le maschere di Samugheo sono quelle che conservano maggiormente le caratteristiche da cui traggono origine. Gli sguardi attenti degli altri bambini, l'occhio che dall'alto ovviamente fotografa anche questo cerchio che va a completare appunto il rito attraverso questa danza che ruota intorno a questi copricapi che vengono appunto posizionati. Sì, Giuliano, è anche diciamo il togliere il copricapo e quindi poggiare la terra è anche un segno di rispetto, diciamo, verso chi alla fine viene immacolato, quindi per chi viene sacrificato appunto per il dio Maimone. Ed è un gesto che comunque trovavamo anche negli anziani, perché prima molti degli anziani avevano sempre comunque un cappello o saberrita. Quando si entrava in chiesa, proprio per segno di rispetto, uno quando entrava in chiesa si toglieva il copricapo ed era un segno di reverenza, quindi anche di rispetto. E questo significato, ecco, viene mutuato anche nella rappresentazione, che appartiene al sacro e al profano insieme. Compaiono in occasione della festa di Sant'Antonio Abate
richiamate attorno al fuoco e pronte a sfilare per le vie del paese. E per capire il carnevale di Samugheo bisogna rifarsi proprio a quelle credenze, ai miti e ai riti legati alla cultura pastorale tipica della Sardegna centrale. Ancora i bambini di Samugheo. Sempre Dolores Turchi afferma che nelle maschere di Samugheo sono evidenti le tracce degli antichi culti del Mediterraneo arcaico e in particolare, come abbiamo più volte evidenziato insieme a Gabriele, il culto del dio Dioniso. E l'applauso della piazza per i piccoli protagonisti di Samugheo. Tra l'altro vogliamo fare gli auguri anche a Mattia, che è nato venerdì, è figlio di Lucio, che è uno dei componenti dell'associazione, e di Lucio Lucio e Alessandra. E Alessandra, e quindi anche lui farà parte, andrà ad infoltire ovviamente l'associazione negli anni a venire, man mano che crescerà. Grazie davvero ai Mamuzzones, ai piccoli componenti di questa comunità che hanno voluto così aprire il carnevale. Una comunità che è rimessa insieme da un filo che ricostruisce la sua lunga storia nell'alta valle del Tirso e che affonda le radici in un passato che appare remoto. Abili mani su telai secolari hanno intrecciato tappeti arazzi splendidi per colori, disegni ed esecuzione, quindi anche il tappeto di Samugheo rientra tra queste meraviglie. La filatura e la testura della lana riconosce a Samugheo il primato proprio per la produzione del tappeto sardo, e l'arte del telaio è stata una delle maggiori attività del paese. Tra poco avremo la prossima espressione identitaria, ma stamattina Gabriele si è tenuto un convegno interessante in apertura di giornata che ci ha voluto portare dentro i contenuti della tradizione e della cultura sarda. Sì, assolutamente, che è una parte molto fondamentale anche per cercare di capire meglio sia quello che si vede, sia quello che siamo e anche quella che può essere l'evoluzione, la salvaguardia dei nostri valori. E la tematica proprio di oggi, che era molto interessante, che è stata presieduta da Simone Pisano, docente all'Università di Siena, linguista, e da Francesco Userda, che è un semiotico nell'Università di Cagliari. La tematica era proprio questa, o meglio che l'hanno anche messa come domanda, che è rivolta proprio al pubblico. O meglio, qual è il futuro per tradizioni e lingue di Sardegna nella modernità? Cosa vuol dire? Vuol dire quale può essere il modo per salvaguardare tutte questa ricchezza che noi abbiamo dal punto di vista delle maschere, dal punto di vista culturale e dal punto di vista del linguaggio, in modo che sia un continuo, un proseguo che non venga poi a venir meno. Bachisio Bandino a questo proposito ha sempre evidenziato come la tradizione non è statica, noi non siamo chiusi in un museo che apri e osservi. Noi siamo in cammino e così la tradizione è con noi, per cui questo sguardo verso il futuro nel rispetto di ciò che ci accompagna e che recuperiamo dal passato è il senso della vita, è vita che continua, è vita che cammina, proprio come i carnevali di Sardegna, che trovano anche in questa matrice la loro espressione nel racconto, come quello che oggi ci unisce. Abbiamo avuto l'apertura dei piccoli componenti di Samugheo, intanto continuiamo a vedere i volti qui a Samugheo, tante persone,
Vediamo anche Roberto Tangiano, Carlo Crisponi, Vincenzo per Sardegna Live che avanzano e ritornano, il che il loro ritorno in piazza sta a significare che anche il resto ovviamente della sfilata è a dirimpetto, insomma, di ciò che noi stiamo vivendo e raccontando da qua. Sono diverse le maschere di Sardegna che stasera ospiteremo. Ovviamente troveremo anche in Mamuzzones nella sezione degli adulti le diverse maschere di Samugheo, ma saranno con noi anche Subundu di Orani, Boes e Merdules di Ottana, Sostumbarinos di Gavoi, il gruppo che fa capo alla Proloco, Sosturpos di Orotelli, che rappresenta una delle grandi maschere di Sardegna, considerata tale anche per la continuità. Solo un momento c'è stato in cui c'è stato un fermo immagine, ma questo è accaduto in tanti centri per la guerra e per altre vicissitudini che hanno creato queste parentesi sospensive. Poi Sonagiaos e Surzu di Ortueri, Sas Mascheras Limpias di Fonni, Sutturcu di Ollollai, e poi Maimones, Muronarzos e Intintos di Olzai, e questa maschera che arriva dal Friuli, che voi avete ospitato quest'anno. Sì, questa è la novità di quest'anno. Praticamente, come ogni anno, si cerca sempre di andare oltre quello che sono le nostre conoscenze, le nostre affinità appunto culturali, e quindi trovare anche un dialogo, diciamo, con quello che è anche oltre l'isola, e conoscere nuove tradizioni, nuove associazioni che appunto anche al museo abbiamo avuto il piacere di ospitare e di presentare, che è anche quello lo scopo della e delle associazioni, ovvero un riscontro e un ritrovarsi nelle proprie differenze, nelle proprie origini, che non è altro che una crescita personale per tutte e due le conoscenze, diciamo. E spesso capita che comunque anche in queste tradizioni che conosciamo hanno delle origini molto similari, perché comunque vengono tutte da quello che è una tradizione, dei riti ancestrali che sono sempre e comunque legati al culto della terra, quindi della vita e della buona annata, diciamo. E spunta in questo momento, inquadrata anche dalle nostre telecamere, un'altra parte del carnevale di Samugheo, perché al suo interno, oltre ai Mamuzzones, a Surzu, Somadore, vedremo su Carro e Minchilleo, su Traga Corgios, sa Filinzana, sa Pipia de Zappulu, sa Mascheras Limpias, e quest'anno anche il ritorno, ovviamente mai messo in cantiere o in cassetto, se vogliamo dire così, di un altro segmento che riporteremo al centro dell'attenzione. Intanto commentiamo questa maschera che stiamo vedendo, se vogliamo parlare di maschera, diciamo di questa rappresentazione del carnevale. Sì, avete intervistato prima Claudio Cocco, che è un fotografo di Samugheo. Bene, lui conserva una foto che è appunto degli anni 30, dove è rappresentata appunto una scena, diciamo, di festa, dove si vedono vari personaggi vestiti proprio in abito tradizionale samughese, e poi compaiono queste figure che sono quella che si vede ora, che è proprio Minchilleo, su Carro de Minchilleo, che è comunque una figura che ha origini davvero vecchia anche lei. Poi molti simboli e significati si perdono, perché comunque da una parte è anche come una presa in giro sulla divinità stessa, quindi in questo caso come una tra virgolette presa in giro per quanto riguarda le figure anche religiose. A proposito di seminari e convegni, adesso poi lasceremo dopo lo spazio anche al suono, perché le voci ovviamente non sono silenti in questo caso, ma fanno parte proprio della rappresentazione. Adesso non sentiamo ancora la voce perché è distante da noi, ma tra poco ascolteremo proprio Minchilleo che pronuncia ovviamente delle cose, ascolteremo quali. Si parlava di chi si tinge il viso di nero, e a una domanda Bacchisio Bandino ha risposto che in realtà è la maschera primordiale, perché prima ancora della maschera che si sovrappone di legno c'è quella facciale, cioè quella proprio dettata da questo nero, fuligine, olio, sughero che viene bruciato, che si pone sul viso e che, come vedete, diventa poi anche estensione verso chi c'è, quasi a una chiamata interna dentro il carnevale anche degli astanti, di chi viene a viverlo non solo da spettatore. Sì, allora un altro particolare di questa figura, che è proprio Minchilleo,
funzionava così, che la mattina lui usciva con un carro trainato da un asino e una botte vuota e faceva l'acquisto per le vie del paese, quindi ognuno era quasi obbligato, era proprio obbligato a dare il vino, perché in caso non lo facesse era quasi un po' maledetto, diciamo, quindi doveva partecipare a questa richiesta, quindi ognuno dava quel che poteva, quindi ognuno dava un po' di vino e quindi facendo il giro del paese questa botte veniva riempita. E poi cosa succedeva? Torniamo a dire anche come Maimone, un dare avere, quindi un sacrificio per avere, quindi questo vino veniva chiesto e poi dopo veniva ridato a tutta la comunità. Ridistribuito, quindi c'era proprio questo valore anche solidale, no, della ridistribuzione al termine della giornata, che appunto viveva poi di questo raccolto. Intanto ascoltiamo anche i suoni delle voci che accompagnano Su Carru e Minchilleo. Possiamo già anticipare anche che cosa ascolteremo tra poco. Allora, tratto dal libro di Samugheo di Dolores Turchi, c'è anche un piccolo verso che è preso dalle memorie, diciamo, degli anziani, che dice proprio così: glorioso Minchilleo, devoto e carrasegare, protettore di Abbasassa, nevo de Maria Cantata, andaia da Modeghina con fradiles di razza cravina. Quindi come un santo protettore praticamente di Abbasassa. Abbasassa è una zona di campagna, una zona campestre dove c'è anche una chiesa, e praticamente quindi il protettore di chi? Del paese stesso, e quindi che andava in giro con dei personaggi ambigui che chiama fradiles di razza cravina, quindi con dei cugini di razza caprina. Caprina quindi sta a intendere anche un traviso, un cambiamento proprio della persona stessa. Intanto ascoltiamo i suoni e le voci di Samugheo. Facciamo avere un microfono ovviamente alla Hazza. Pronto? A posto. E tu paesi, cazzo. Saluto a tutti su Seo Minchilleo, venerato in Saiere a Maimone. Fai in ogni ottureddu, si sagatte pillittu e binunieddu. Prego Deus po bincia sanasa e buffon già 8 anni. La si sagarrata non è già esiccata in puzzumanno. Tutto s'alligro po Minchilleo mannu santu, fando festa possa mugheo estenuantu. A non bere gente in no che via da esso un ispantu, bella assai da prena, pare d'un incanto.
Devono piazzare sempre più scontento, sperando che da sta carretta non mi che furrie del suento. O canto manda da su coddu si che buffare e chi è ma convidato in aghedu chi si intende da cagare. Deus in de campo de ogni dolore e de gusta fiuta sapore de tenore. Già cura te che si intende sa palla sa che te femmina pa cosa da gatta sa. Ma non t'offenda, sa che riccanta di insiedare. Ma lui da essere chi si è tantati. Come malagana e storia e sta arrivata storia sa seriale. Che sta arrivata storia de pregare. Pregausu. Alleluia. Alleluia. Questa messa è dedicata a su Buffongiu, ma guai a dimenticare su Codongiu. Da per rientrare una bella coghera. Saluto a tutti su e buonasera. Adiós. Il Carnevale di Samugheo riprende la via. E Grazia Deledda nel suo romanzo Il paese del vento ricorda come ai giovanotti più aitanti di Barbagia piacesse vestirsi di pelli e mettere corna e sonagli da buoi, proprio facendo un richiamo ai carnevali. Abbiamo parlato di Dolores con i suoi studi, ha scavato nella memoria dei carnevali e ha interpretato le forme, le rappresentazioni, ha indicato possibili percorsi circa le origini di riti e miti che si tramandano e che trovano nel tempo lontano un'occasione di ricerca. I carnevali di Sardegna ovviamente meritano sempre un approfondimento, ma anche dei riferimenti. No? Pensiamo al carnevale di Ovodda. Il presidente dell'Associazione Carnevali d'Italia ha definito questo uno dei più antichi del mondo, insieme a quello di Nantes in Francia, proprio il mercoledì delle ceneri. E perché facciamo questo riferimento? Perché afferma questo principio ricorrendo ad un passaggio che assegna alla pittura facciale una nascita antecedente alla maschera, quello che dicevamo poc'anzi. E infatti la maschera è tardiva rispetto a una pittura facciale, la quale incontestabilmente nasce prima. E infatti la costante del carnevale, anche di Samugheo e di tanti altri, consiste nel tingersi il volto di nero dopo aver fatto bruciare del sughero, lo si raschia e si mescola con dell'olio che lo rende lucido e aderente. Intanto proseguiamo il nostro cammino, il nostro viaggio tra i carnevali in Sardegna con Bois e Merdules di Ottana che arrivano verso di noi, quindi un altro bellissimo carnevale dell'isola. Vi ricordo che il 2 marzo siete tutti invitati a Ottana perché lì la rappresentazione condita di musica, ci sarà Maria Luisa Congi ospite d'onore, tanta bellezza fino a tarda sera, sarà l'occasione per visitare uno dei luoghi dove il carnevale nasce e si rappresenta, che è quello appunto di Ottana con i Bois e i Merdules.
Sì, Giuliano, volevo aprire una piccola parentesi per quanto riguarda Minchileo, ovvero la figura che abbiamo visto poco fa. E faccio spola con quello che è successo anche quello al museo, che si parlava appunto di lingue e tradizioni, e su quello che si chiama in sardo sugonnotu, cioè quello che abbiamo conosciuto. Ciò che si vede oggi in queste manifestazioni è, diciamo, anche un cambiamento che si è verificato nei tempi, perché comunque sono sempre in evoluzione sia le tradizioni che anche la lingua, che comunque nel periodo, nei secoli, ha sempre avuto delle modifiche, ma questo non è un male ma è un bene, perché comunque è una lingua che sopravvive al tempo e si porta avanti. Si arricchisce, trova ricchezza nel suo cammino. E a proposito di Ottana, che vediamo inquadrata in questo momento, anche quando ha assunto una forte fisionomia industriale, Ottana non ha perso il forte attaccamento alle più genuine tradizioni, e quello di Ottana è uno dei più caratteristici e interessanti di tutto il Mediterraneo. I boes e merdules sono proprio le tipiche maschere, hanno origini lontanissime, la natura, la pastorizia è lo scenario in cui nascono e si evolvono, ed è un segnale, quello dei boes e merdules, che fortifica l'identità di Ottana. Vedete il merdule che porta una maschera più umana ma trasfigurata nelle sue fattezze, e sos boes che indossano maschere taurine in legno con decori e ornamenti e sono legati da funi e aggiogati. Anche in questo caso si tratta di un rito propiziatorio che si perde nella notte dei tempi. Numerosissimo il gruppo di maschere, ma vedete già sullo sfondo la figura di Safilonzana, che adesso raggiungerà il resto della formazione. Una figura deforme e inquietante che entra nel gioco della rappresentazione e si muove all'interno del corteo. Ma Giuliano, in merito alla Filonzana mi viene in mente un piccolo aneddoto che delle parche. Anche Peppino Merio ne parlò, diciamo, in una delle sue poesie, rappresentando proprio un suo malessere, un suo stato d'animo, perché anche lui morì a 29 anni di malattia. E in merito proprio dice alla parca, prendo un pezzo proprio di questa poesia di Peppino Merio, che dice: «E Deo, sendo in questo stato, id inde irreparabile su male, sospiro con su coro avvelenato, intendo in coro un'ansia fatale e naro, parca ingrata, già che sora abbrevia sul mio funerale».
quindi una richiesta proprio di alleviare le sue pene. Cos'è la parca e cos'è la filonzana? Sicuramente la filonzana appunto ha un richiamo che molto probabilmente è greco, è una figura che comunque era rispettata e temuta, perché comunque col suo filo era sempre questo filo, il filo della vita che lui poteva recidere e quindi decidere la sorte appunto del mal capitato. Rito propiziatorio, quello al quale state assistendo, l'uomo in questo caso cerca di elevarsi al rango di Dio con la figura del Boe, che è simbolo di forza, vitalità, energia e fertilità, e allo stesso tempo con la figura del Merdule cerca di dominare il Dio e quindi allo stesso tempo Dio e il sacerdote in una eterna lotta tra uomini e divinità. Ricordiamo l'appuntamento a Ottana il 2 marzo, potete venire dalla mattina perché sono tanti gli eventi che durante la giornata sono stati organizzati e sono in calendario, e poi l'uscita anche un po' più strutturata nel primo pomeriggio dei Boes e Merdules, e poi danze e sapori fino a tarda sera. Un bel applauso per i Boes e Merdules di Ottana, ancora una volta ospiti a Samugheo. Ed è iniziato così questo racconto, devo dire, nel segno della bellezza. Adesso vedremo altri centri rappresentati dai rispettivi carnevali che nascono in tempi antichi come periodo nei quali le regole sociali condivise si allentavano fino ad essere persino ribaltate. E in quel tempo di temporanea libertà espressiva e comportamentale è la società stessa a rigenerarsi per poi rimettersi in moto su basi ancora più consolidate. La maschera che cos'è? Il cambio di identità, il gioco al posto della fatica, il ballo che libera energie e gli eccessi in genere, cibo, bevande, rumori, corpo, sono protagonisti di una festa che già dall'Ottocento, per quel che riguarda i carnevali in generale, si tramuta in evento spettacolare agli albori della cultura di massa. A proposito di quello che dicevi tu, Gabriele, di una tradizione in cammino che si evolve. Prima abbiamo ascoltato quando qualcuno ha detto al microfono: prima il carnevale di Samugheo era il carnevale della nostra comunità, senza spettatori né pubblico, si usciva ed eravamo noi. Adesso siamo noi e gli altri, quelli che vengono per viverlo e condividerlo, quindi questo aspetto della spettacolarità diventa poi anche un modo per condividere ed esternare un proprio modo di essere e di essere stati anche a chi arriva da fuori. Sì, e questo torna al discorso della tradizione. Cos'è la tradizione? Se andiamo a parlare di tradizione, come hai appena detto tu, prima non esisteva che c'erano altre maschere, ovvero ogni maschera sfilava per il proprio paese. Invece ora si vede un insieme di maschere che vengono da più paesi, ma questo non fa altro che arricchire ancora di più quelle che sono le conoscenze di quelle che sono appunto le nostre tradizioni. Perché mette insieme il confronto, l'incontro, esalta le similitudini tra i carnevali ma anche le differenze, e quindi questo permette insomma anche una visione più ampia di quello che appunto il patrimonio e il repertorio dei carnevali di Sardegna. Lo abbiamo detto, non uno ma tanti e differenti. Diceva Paolo Pillonca che se il Natale e la Pasqua sono feste che si somigliano ovunque nel mondo, non c'è nulla di simile ai carnevali della Sardegna in nessuna parte della terra, perché i carnevali ci mostrano il volto della nostra storia, ma dietro la maschera si nasconde l'identità di un popolo che attraverso la maschera a sua volta si identifica. E intanto vediamo arrivare un'altra associazione sullo sfondo della via principale che ci permette di entrare in un altro racconto, anzi è un racconto fatto di suoni, è un racconto di comunità, è un carnevale aperto, anche quello di Gavoi, perché con il raduno
dei Tumbarinos si anima soprattutto nel Giovedì Grasso, Iovia Lardaiola, quello che è un sentimento festante, caratterizzato proprio dai Tumbarinos, ma anche dal triangolo, dalla voce che spesso accompagna intorno al ballo, dall'organetto, da Supippiolu, che completa proprio il concerto di strumenti. Man mano che avanzano noi ascolteremo il suono, e questa è la rappresentazione appunto del Carnevale di Gavoi, presente quest'anno con l'associazione che fa capo alla Proloco. Intanto belle immagini dall'alto di Samugheo nel giorno di Amaimone, 28ª edizione. Gavoi. Un ritmo che cadenza l'uscita di massa, il riversamento di un entusiasmo collettivo, un concerto di suoni, di danze e colori. Non vediamo niente.
Gavoi, il carnevale di Gavoi. E quindi su Tumbarinu, che è lo strumento principale del carnevale di Gavoi, e si hanno notizie risalenti alla prima metà dell'Ottocento. Le testimonianze si ritrovano anche negli scritti di Vittorio Angius. E alcune ipotesi sostengono che i suonatori di Tumbarinu, con il volto sporco di fuliggine, siano un po' la reminiscenza di un rito che prevedeva l'accompagnamento del sacrificio della vittima del carnevale con la musica. Altre teorie, siamo sempre nell'ambito delle teorie, ipotizzano che la cerimonia odierna rappresenti ciò che rimane di un antico rito svolto per propiziare la natura e il suo risveglio dopo l'inverno. Di fatto ogni volta Gavoi porta l'allegria e il ritmo dei suoi suoni, e appunto quello dei Tumbarinos sottolinea la festa di tutti per eccellenza, la festa di comunità. Un applauso agli amici di Gavoi. Pian piano gli amici di Gavoi si allontanano, ovviamente proseguono nel percorso di un carnevale, della festa dei carnevali che è a Maimone, che si snoda lungo tutta la via principale che fa tappa in diversi angoli del paese, sicuramente qua al centro di Piazza Sedda. E vediamo già sempre a nord della nostra piazza la prossima associazione, ovviamente, che porta qua un altro momento di un carnevale. Lo abbiamo anche detto che ci sono anche i carnevali che arrivano d'oltremare, carnevali ovviamente che portano altri sentimenti identitari e che ci fanno un po' capire come altrove si vive appunto il raccolto di un'esperienza. E in questo caso sono gli amici che arrivano dal Friuli Venezia Giulia. Rodda è una frazione del comune di Pulfero, in provincia di Udine, è stata comune autonomo fino al 1929 e di fatto è composta da piccole borgate, anche distanti alcuni chilometri l'una dall'altra. Tant'è che quello che loro propongono è il Carnevale delle Valli. E il nostro viaggio procede alla scoperta della cultura delle antiche tradizioni friulane con un carnevale antico che si festeggia appunto nelle valli del Natisone per celebrare la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera, il risveglio della terra dopo il lungo letargo, come lasciano intuire i coloratissimi vestiti dei partecipanti. E a Rodda, nel cuore della valle, è incisa l'ultima traccia di un rituale arcaico che si manifesta attraverso gesti, suoni e tonalità che caratterizzano il Pust, spero si pronunci così, cioè il tradizionale carnevale nelle valli e i suoi variopinti protagonisti appunto che vediamo in questo momento arrivare. Una rappresentazione che si apre con il rito della vestizione, tra colori grandi copricapi e il suono sordo dei campanacci in coro. Il palcoscenico del rito laico dei Pust e il suo ambiente montano con i peschetti, i muretti a secco, i prati, la musica e le chiesette votive. Anche qui c'è una linea sottile che lega i luoghi, le persone e le tradizioni che si perpetuano. E infatti ogni centro della valle ha le sue maschere caratteristiche e lo contraddistingue dagli altri, un po' come accade da noi. Anche centri vicini hanno similitudini, però ognuno poi si differenzia dall'altro per delle particolarità che vanno a mettere in evidenza appunto le specificità. E a Rodda emerge la figura del diavolo che provoca danni con la sua forca mentre l'angelo tenta di trattenerlo ma con scarsi risultati. E pur avendo degli aspetti peculiari, la tradizione rimane comune in tutte le aree. Ecco quello che volevamo dire noi. I carnevali anche in questo caso del Friuli hanno un po' il gioco che si perpetua da noi, ognuno con la propria specificità e anche in centri vicini appunto queste differenze qualificano il percorso.
Come vedete arrivano al centro della piazza, i gruppi in costume si spostano in quel caso tra i paesi e di casa in casa, portano scompiglio e allegria con canti, balli e disordine. Questa pratica rappresenta l'antitesi tra il buono e il cattivo, il bello e il brutto, e incentiva i proprietari a pulire e rinnovare la casa per la primavera e la Pasqua imminenti. Un'altra cosa che possiamo dire è anche quella, tornando al discorso dello scambio culturale, quindi delle varie diversità o anche delle varie somiglianze. Possiamo notare appunto due figure in particolare, una che è quella del prete e l'altra del vescovo. E noi abbiamo visto passare prima cosa il carro su Carri Minchilleo, no? Che è una figura appunto carnevalesca di Samugheo, che anche lui rappresenta un po' una sorta di vescovo, ecco. Quindi c'è comunque qualcosa che, un suono che comunque anche a distanza è familiare. Che mette in evidenza, infatti il Pust nel carnevale di Rodda corre, salta e precede il corteo mascherato per le strade del paese, un po' così come stasera sta avvenendo, anche con questa figura benedicente, così come tu mettevi in evidenza, perché sono diversi ovviamente i rappresentanti del carnevale, le figure che vanno a comporlo nel loro insieme, e ci sono diverse figure. Una di queste è quella del vescovo, c'è anche un prete, la morte e i rappresentanti dei vari mestieri, e l'allegra comitiva di maschere è accompagnata anche dai canti e dal suono della fisarmonica. Ecco la morte, questa è la figura rappresentata, la vedete inquadrata in primo piano. È sempre un modo poi per esorcizzare, questa figura entra poi nel gioco delle rappresentazioni con questo spirito. I rappresentanti dei vari mestieri, le figure colorate, questi nastri variopinti, e anche in questo caso i campanacci sono presenti, creano rumore, lo abbiamo detto, c'è un'origine comune anche a questo, è proprio il valore apotropaico di tenere lontana dalla cerimonia un po' quello che è lo spirito maligno o comunque la sfortuna, quegli elementi negativi dai quali ci si vuole allontanare. Ma è anche l'incontro comunque di due figure opposte. Oggi spesso, soprattutto i giovani, i figli, è una cosa che non si vuole mai parlare, no? Che è proprio quella della morte. Invece qua in questi riti, perché comunque prima era una cosa assolutamente normale che faceva parte della vita, era proprio il ciclo, quindi la nascita, la vita e poi la morte. E quindi nel carnevale viene proprio a rimarcare questo, che comunque c'è un inizio, c'è una fine e una continuità. Quindi queste due figure, vita e morte, che comunque sono sempre insieme, l'una è legata all'altra. Vita che continua e si rigenera proprio dalla morte, che poi, come abbiamo raccontato in diversi carnevali, ritorna con questo ciclo che si rinnova. Tanto i nostri ospiti dal Friuli Venezia Giulia sono alcuni giorni qua con voi, quindi hanno potuto incontrare la comunità, sancire anche un rapporto di amicizia. Spesso accade che si scambi la visita e quindi si va da noi verso loro a portare la nostra esperienza. Non so se questo è già accaduto. Allora, il nostro gruppo andrà la settimana prossima in Friuli per appunto lo scambio, però già qua anche ieri, nella sera di ieri, nella bellissima serata di ieri, c'è stato un ulteriore scambio che era appunto quello della musica, ovvero uno di loro aveva un organetto, quindi hanno suonato le loro musiche tradizionali fino ad arrivare a uno scambio di dita, che era quello di un altro nostro compaesano che alla fine ha girato la musica con dei balli sardi, e quindi anche lì, ecco, c'è stata una condivisione, diciamo, dal punto di vista musicale di questa esperienza. Le danze e i canti delle rispettive tradizioni che si sono ritrovate in un comune racconto di scambio e di condivisione. E soprattutto il colore mi pare che metta in evidenza la specialità di questa maschera, che lascia spazio adesso, e li vediamo avanzare, agli amici di Orani su Bundu.
anche Orani fra poco chiama tutti voi a raccolta, perché il 9 marzo, segnatevi questo appuntamento, Orani torna col suo antico raduno dei carnevali di Sardegna, ed è proprio l'associazione Subundu che organizza l'evento. Tanto spettacolo, tradizioni, culture che appunto trovano vita durante questa giornata, e qui potremo ammirare da vicino l'unica maschera in sughero della Sardegna, che proprio caratterizza il carnevale di Orani, con l'associazione Sosbundos, associazione portatrice proprio del carnevale di Orani. Adesso vedremo la loro rappresentazione. Anche in questo caso ci sono documenti che ci portano indietro di qualche secolo, che attestano proprio il percorso, ma come vedete prima dell'associazione di Subundu ci sono altre figure che ovviamente trapuntano il carnevale di Samugheo. Sì, e questa è una figura leggendaria nella quale c'è proprio anche un testo rielaborato da Doloris Turchi, che è quella del Sudraga Gorgios, ovvero quello che tira le pelli di un animale bovino. E praticamente la leggenda narrava che era una figura comunque sempre tetra, scura e da temere, che comunque nelle notti avanzava per le vie del paese, e là dove nel suo cammino si sarebbe fermato davanti a una porta, un portone, l'indomani in quella casa ci sarebbe stato un lutto. E quindi anche questa era sempre una figura che era da temere e da rispettare, così come anche le altre, come anche quelle che abbiamo visto sia del Friuli sia anche della Filonzana di Ottana. Quindi figure comunque da avere un certo rispetto. Su Traga Gorgios di Samugheo, lo abbiamo detto, dopo i Mamuzzones con i piccoli in apertura e in chiusura ovviamente con i grandi, ogni tanto questo percorso sarà trapuntato da altre figure che animano il carnevale antico samughese, che è un po' il sottotitolo di Amaimone anche in quello che è l'invito ufficiale. Intanto eccoli inquadrati: Subundu di Orani, una maschera tradizionale sarda, la quale caratterizza appunto questo centro del Nuorese, che fa parte appunto della provincia di Nuoro, e quindi ci spostiamo rispetto a Samugheo un po' più a nord. Il carnevale a Orani è stato riscoperto grazie all'assidua ricerca effettuata dagli abitanti di Orani, con ovviamente il sostegno della memoria degli anziani, che hanno fornito delle fonti che sono andate ad arricchirsi con il ritrovamento di documenti storici che attestano l'esistenza della maschera di Orani sin dal 1700. E un frate gesuita sardo scrive una poesia durante la sua visita a Orani nel 1772, che fa riferimento ovviamente al Monte Gonare, e a un certo punto pone la sua attenzione a queste maschere che ovviamente sono quelle che oggi l'associazione ripropone, che grazie a questo documento possiamo riportare indietro nel tempo. E quindi questa poesia ovviamente è conservata a testimonianza, insomma, di questa datazione storica. E il gesuita, parlando della maschera, ne descrive alcuni elementi caratteristici, per esempio il sughero, rigorosamente, oltre ad alcuni elementi del vestiario come il cappotto di orbace e l'utilizzo anche di piccoli campanacci. E il gesuita sosteneva anche che la maschera si aggirava per le strade del paese insieme a Sumaimone o Maimulu, altro elemento caratteristico del carnevale sardo, che indossa pelli di cinghiale. Sosbundos di Orani. Vedete un primo piano del Subundu, la forma ovoidale,
propria del viso umano, ma con tratti somatici fortemente accentuati, il naso prominente, il doppio mento, i baffi e infine le corna bovine poste sulla fronte che segnano un po' la simbiosi tra l'umano e l'animale. Sentite il vociare, i lamenti delle anime in pena. Centro della rappresentazione, vi ricordiamo tutti a Orani il 9 marzo per questa meravigliosa festa che gli amici dell'associazione Subundu stanno organizzando per tutta la Sardegna. Un applauso agli amici di Orani, Sos Bundos. Gabriele, che impressioni hai di questa 28ª edizione? Così siamo solo a metà del racconto, quindi tu da abitante del posto e quindi penso anche portatore di orgoglio, in questo caso vista la presenza, la partecipazione di un pubblico così vasto che risponde al vostro invito e alla vostra organizzazione. Ma ne rispecchia le dinamiche di questi ultimi anni, di questo evento che comunque è in continua crescita e in continua condivisione, quindi non è altro che il segno di una comunità che è anche quella dell'intera regione che si rispecchia, che si ritrova in quelle che sono comunque le sue origini. E intanto vediamo che lo spiazzo si libera, ma in realtà tra poco si riempirà, anche perché come vedete sono già inquadrati i Sonaggiaos e Surzu di Ortueri e i Sonaggiasa, da cui prendono il nome, sono le campanelle che si appendono al collo delle bestie e al pascolo per segnalarne la presenza e facilitarne la ricerca. Sono maschere che rappresentano un po' la personificazione del gregge, la pelle di pecora bianca, la faccia nerita dalla fuliggine, hanno un po' il compito di celare i connotati umani e di trasformare le maschere in animali. E anche qua, Gabriele, c'è una figura al centro della rappresentazione che è quella de Surzu. Sì, e anche qui Surzu, che praticamente significa letteralmente orso. Sarebbe meglio chiamarlo orco perché indica la presenza del demone. Si agita come un forsennato, si scaglia contro le persone, salta su tetti e alberi, grida, si dimena, rotola per terra e inscena l'eterna lotta del bene contro il male. Anche qua c'è sempre questo gioco legato alla contrapposizione e tutta la ritualità che adesso vedrete, infatti sta partendo e poi ascolteremo, è accompagnata dalle ritmiche cadenze segnate dal suono dei campanacci che possono raggiungere anche un peso di 20 kg. Ecco l'ingresso dei Sonaggiaos e Surzu di Ortueri. Vedete al centro, e ora cerca di liberarsi, di dimenarsi questa figura che è quella dei Surzu, che invade, si apre un varco tra la gente che fuoriesce da quel ritmo che invece rende ordinato il suono e il passaggio dei Sonaggiaos.
Le maschere del Carnevale di Ortueri hanno diversi elementi in comune con le maschere degli altri paesi della stessa zona, con cui molto probabilmente ne condividono le stesse radici dionisiache, tipiche della cultura agropastorale sarda. E bisogna riconoscere a questa associazione il lavoro attento portato avanti negli anni proprio per ridare alla maschera dei Sonaggiaos, dopo una scomparsa durata decenni, quella che era il suo posto al centro della rappresentazione dei carnevali, anche grazie alle tracce lasciate nei suoi scritti, ovviamente da figure prestigiose, e dal ricordo tramandato dagli anziani. Ortueri, in provincia di Nuoro, un borgo di origine medievale, siamo nel Mandrolisai, vigneti, sughere, lecci. È una particolarità la chiesa di San Nicola, col suo campanile che per altezza è secondo in Sardegna soltanto a quello di Mores. Un applauso agli amici di Ortueri. No, non dirmi. È lui. Ovviamente adesso gli amici di Ortueri riprendono appunto il percorso. Come vedete, dopo una serie di giri e di cerchi nuovamente rappresentati, il gruppo in doppia fila riprende appunto il cammino per lasciare spazio a una di quelle parti del nostro racconto che ritorna da anni, che mi lascia sempre senza parole e senza commenti, ma per fortuna c'è Gabriele, che è di Samugheo, che può invece accompagnare questo altro spaccato del Carnevale di Samugheo. Eh sì, ormai è una ricorrenza come l'ennesima in suffragio, diciamo, che è un'idea che comunque il colpevole che nominiamo sempre ogni anno ormai è quello di Franco Meloni, che è l'artefice di questa trovata, che comunque ormai da anni prosegue, è diventata ormai una tradizione anche questa. È una tradizione, ovviamente, questo simbolo fallico al centro della rappresentazione, che è quello che strappa sorrisi, ed è ovviamente comunque un simbolo di fertilità, per cui spesso ricorre non solo nei carnevali, ma anche in quelli che sono un po' gli elementi della nostra cultura, che arriva da lontano. Ci sono anche quelli di Laura Lacabadora che si divertono tanto ogni volta che arriva questo momento nell'aspettare il commento, e ovviamente con Sardegna Live continuiamo a trasferire anche questi momenti più ironici legati al carnevale, più dissacratori. Questa mascherata, diciamo, ha un titolo che comunque non so se ti compare nell'elenco, ma faccio la traduzione in italiano per essere meno volgare. Diciamo che è quella del morto rigido. E invece nella lingua originale? Su morto arretu. Sì, non me l'avevate scritto, va bene così. Ora dovrei chiedere una cosa a Franco poi dopo la sfilata, perché comunque il motivo per cui comunque continua a girare, diciamo, questa mascherata, secondo me è la problematica che è quella della chiusura del sarcofago. Cioè tu dici che non c'è un non si riesce copribara sufficiente, esatto, sufficientemente, ecco. Nei carnevali ovviamente c'è soprattutto il sorriso, oltre che quelle dinamiche che poi ci portano dentro i riti e i misteri, e questo tra rito, mistero e divertimento devo dire che è uno dei momenti anche più attesi della rappresentazione di Amaimone.
vedete una bara, delle persone intorno e qualcosa che emerge, ecco, mettiamola così. Perché noto questa volta per la prima volta che c'è anche questa sorta di, come posso dire, benedizione, perché viene fatto proprio un segno sulla fronte delle ragazze con del nero. Ma direi sì, è proprio come un rito propiziatorio che questo diventa, quindi. Fa una sosta molto rallentata, vedo, quindi lasciamo sempre il commento alle immagini e ai sorrisi. A Maimone, 28ª edizione. Stupisce, qua mi faccio serio, il numero dei giovani coinvolti in tutta la rappresentazione, veramente in tantissimi a Samugheo, perché poi parliamo di diverse associazioni che operano per la salvaguardia del carnevale di Samugheo. In tantissimi siete davvero coinvolti in quello che è il lavoro di recupero, salvaguardia e divulgazione delle vostre tradizioni. Tutta la comunità praticamente. Sì, e questo comunque è un buon segno, perché vuol dire che la tradizione è viva, è sentita e quindi partecipata. Quindi vuol dire che c'è ancora comunque una speranza in quello che può essere il futuro appunto delle nostre tradizioni, per tornare proprio alla salvaguardia di quelle che sono appunto le nostre, anche le nostre origini, diciamo. E intanto il sarcofago viene portato ancora lungo il percorso e mancano pochi gruppi di maschere ma significativi, perché ci stiamo avvicinando al gran finale che vedrà proprio i Mamuzzones di Samugheo sfilare e concludere la rappresentazione. E anzi, non so se gli amici di Sardegna Live hanno preparato un brano di alcuni giovani di Samugheo che hanno voluto comporre un brano musicale proprio a chiusura di questo evento, e anche in suoni e ritmi legati al presente. Qua hanno posizionato al centro della piazza la salma, in parte salma, in parte viva, e qua ovviamente c'è il mimo di un amplesso improvvisato. Ma dimmi tu cosa mi tocca commentare a Samugheo. E il carrozzone riprende la via. Facciamo un applauso agli amici di Samugheo e proseguiamo, anche perché credo che sia la volta di Orotelli. No, non è Orotelli, era sbagliata l'indicazione, è Olzai che avanza con Maimones, Murronarzos e Intintos. E quindi è Olzai che propone il suo carnevale nel prossimo spaccato. In qualche modo ovviamente ci sono delle analogie con quanto abbiamo appena visto e raccontato, perché il rito della fertilità ritorna anche al centro del racconto di Olzai. Bacchisio Bandino proprio recentemente ha descritto la maschera di Olzai come una delle più fedeli e antiche, proprio per alcune connotazioni che ha saputo mantenere e perpetuare. Olzai è un antico borgo della Barbagia, è noto per l'artigianato dei canestri, e il carnevale di Olzai, che affonda appunto nelle più antiche tradizioni agropastorali, è una ricorrenza di larga adesione
popolare. Le maschere rituali tramandano fino ai nostri giorni l'atavica lotta dell'uomo con la natura per la produttività dei campi e la sopravvivenza degli animali e delle proprie famiglie. Quali sono gli elementi che formano la maschera di Olzai? Sumurro Narzu, recuperata negli ultimi anni, e poi Sumaimone, che rappresenta il seguace di Dioniso, e Sosintintos, che sono le figure caratteristiche del mercoledì delle ceneri. Gli uomini indossano gli abiti delle vedove sarde e portano a spasso per il paese una scala con un fantoccio che vedete in questo momento inquadrato, che si chiama Zuvanne Martissero, che al tramonto viene processato sommariamente e condannato al rogo. Vedete Sosmaimones in questo momento inquadrati, sono le più trasgressive del carnevale barbaricino, e nel travestimento rappresenta con il suo rito di fertilità la smania di essere posseduto da Dio per divenire simile a lui. Come vedete si muovono a saltelli, mimano l'atto sessuale e ogni tanto interrompono la folle danza buttandosi uno sopra l'altro, formando Sanurra. E invece Sumaimone è una maschera mezzo uomo e mezzo fantoccio, con 4 braccia, 4 gambe e 2 teste. È una maschera, e la vedete inquadrata in questo momento, da sempre in uso, non è mai scomparsa. Fino a una quarantina di anni fa il viso era coperto da maschere di legno, e in tempi più recenti invece lo si annerisce con il sughero bruciato o lo si copre con un velo oscuro. Una cosa che accomuna molte maschere è anche quella della figura ambivalente, ovvero dove c'è l'interpretazione sia maschile che femminile. Lo vediamo anche nei fazzoletti, il classico fazzoletto da donna che viene indossato, ma questo anche per dire anche nella maschera di Ortueri, vediamo Sassona Giauso che portano un fazzoletto da donna. Lo possiamo vedere per dire anche nella Sartiglia con Suon Ponidori, che anche lui ha delle vesti sia maschili che femminili, quindi c'è sempre questo rapporto uomo-donna e Dio. Nella maschera di Olzai questo è particolarmente messo in evidenza, soprattutto appunto quel rito della fertilità, che è interessante, si è sottolineato dal concetto che rappresenta un po' la smania di essere posseduto da Dio per divenire simile a lui. E poi ovviamente Dioniso, che anche qua rientra nell'ambito non sempre condiviso, delle possibili interpretazioni e correnti di pensiero, ma molti ovviamente lo seguono e lo interpretano, compreso Samugheo. Sì, poi lì sono molte le teorie che sono ipotizzate, quindi oggi si può solo che proporre e poi ognuno, diciamo, crede a ciò che gli sembra più similare, più veritiero. E quello del rapporto che comunque tra l'uomo e la venerazione comunque di un dio, di qualcosa di soprannaturale, cos'è? Appunto questo travisare, un cercare un comportamento che lo porti comunque alla vicinanza, diciamo, a questo spirito, a questo dio, e quindi un confronto che sia come anche un portatore e un comunicatore. Quindi la maschera è quella alla fine, un travisare della personalità nella ricerca di uno spirito, così come anche su Componitore nella Sartiglia fa quello, lui che è il tramite tra la vita terrena e l'aldilà, perché appunto è anche una figura che sta dove? Sta sopra il cavallo, quindi è sospesa tra cielo e terra. Quindi nella trasformazione c'è questo anelito, questo desiderio di arrivare o essere simili al Dio. O essere simili al Dio. Grazie ovviamente agli amici di
Olzai, che hanno portato ovviamente uno spaccato del loro carnevale con Maimones, Murronarzos e Intintos. Un applauso anche per Olzai. Samugheo oggi generoso anche in questo senso, rendendo il tributo ovviamente in termini di accoglienza a tutti i gruppi che sono qua per rappresentare appunto una parte del loro operato culturale, perché poi ovviamente alle associazioni ci rifacciamo, in questo caso a Sa Maschera Limpia di Fonni, che vediamo inquadrata e avanza. Sa Maschera Limpia è la maschera femminile di Fonni, che rappresenta la bellezza, l'allegria, il bene e l'eleganza. Si contrappone alla maschera maschile brutta de sos buttudos e de surtu, simbolo del male. Ovviamente Samugheo ha ospitato anche l'altra parte del carnevale di Fonni, e quest'anno ha voluto dare spazio a quella che è la maschera tipica sempre del carnevale di Fonni, ma in passato veniva indossata anche in altre occasioni di festa, come ad esempio per i matrimoni. I gruppi di maschere venivano rigorosamente accompagnati da una figura maschile denominata supportatore, che garantiva per loro. Si spostavano da una casa all'altra nelle piazze del paese, dove ballavano il ballo sardo tradizionale. Dai racconti degli anziani è emerso il ricordo di un ballo denominato Sa Quadriglia. Si tratta di danza improntata ai primi del Novecento. Un certo dottor Marchi, che aveva soggiornato per un lungo periodo in Francia. E infatti a Carnevale Sa Maschera Limpia improvvisa il ballo sardo tradizionale, adesso ce lo testimonierà, ma propone anche Sa Quadriglia, è importata da questo dottor Marchi ai primi del Novecento. Applauso per Fonni, Sa Maschera Limpia, che ci offre la parte gentile
e bella del Carnevale di Fonni, lo abbiamo detto in apertura, noi in contrapposizione a Urtos e Buttudos, che invece rappresentano la parte brutta e maschile appunto del Carnevale. Ovviamente non è offensivo, il termine è proprio il gioco descrittivo, anche perché poi lo abbiamo messo in evidenza tante volte, no? Lo stesso Wagner parla di Urtos e Buttudos come maschere sudice, cenciose, che appunto facevano questa irruzione nei carnevali, mentre invece questa maschera Limpia porta anche la gentilezza del ballo e del suono che l'accompagna, oltre a queste tonalità di colore che vanno ad abbellire quella che è comunque una base dell'abito tradizionale fonnese, che si riconosce per alcuni aspetti che vengono riportati e introdotti appunto nella rappresentazione. Gabriele, adesso noi abbiamo ovviamente ancora pagine da sfogliare, bellissima questa immagine di Sardegna Live che riprende anche di spalle questa maschera Limpia, è proprio un'immagine da mandare nell'album. Guarda, questa è ancora più bella, le maschere di Fonni che passano in mezzo alla gente convenuta qua a Samugheo, ma ci sono anche enti, associazioni, volontà che vanno ringraziate, grazie alle quali noi possiamo poi proporre a Maimone da 28 anni. A te il compito e il piacere. Sì, allora diciamo che il motore, la macchina esecutiva è sempre quella dell'associazione dei Mamuzzones, che comunque portano avanti questa realtà, diciamo, con molti sacrifici, che sono quella delle sfilate, dell'impegno, della dedizione, che serve poi per riuscire anche a riuscire in un evento del genere, ma è una spesa comunque molto importante, molto decisiva, nella quale ci teniamo anche a ringraziare chi di dovere, chi ci aiuta, ovvero la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna e il Comune di Samugheo, insieme anche all'Unione dei Comuni del Barigadu, che danno anche loro un piccolo contributo, piccolo o medio contributo, affinché si possa davvero portare avanti questo evento, questa manifestazione nel migliore dei modi. Grazie. E poi importante anche questo concetto della destagionalizzazione degli eventi, perché ovviamente questo mette in risalto anche il portare gente, il muovere economia in periodi un po' più calmi dell'anno. Sì, Giuliano, infatti se ne parlava stamattina proprio al convegno, perché appunto prendendo piede, diciamo, su quello che sono appunto le tradizioni, è quello anche di portare un turismo che non si ferma solo, diciamo, al periodo estivo, ma anche dove ci sono queste piccole realtà che hanno davvero molto da offrire da un punto di vista caratteristico e culturale. Spalmato in tutte le stagioni dell'anno, in maniera tale da valorizzarle e creare appunto movimento e attrazione anche in altri momenti stagionali. Ortilli, Terradoro, l'antico nome di Orotelli. Lì a Orotelli il carnevale è una storia di tutti i giorni che diventa mito, evento straordinario di fascino e richiamo, un rito che si prepara e che è anche un appuntamento irrinunciabile. Come vedete anche qui i visi cupi e coperti di fuliggine dei turpos animano il percorso e tracciano le linee di una cultura secolare che tende all'infinito. Ed è una teatralità tragica, quella di Orotelli, che nasce dai moduli di un antichissimo rituale dionisiaco di propiziazione, e il rituale vero e proprio è rappresentato da Satenta, cioè la cattura, e la lotta in questo caso è inscenata dal contadino bue contro gli elementi avversi della natura, e questo è il significato simbolico della rappresentazione. In questo caso vedete che le figure sono mutuate dal vissuto contadino, escono in gruppo e si agitano costantemente. E anche qui, come anche spesso accade nelle altre figure delle maschere degli altri paesi, c'è sempre questa fusione, questa condivisione delle due figure, che sono quella dell'uomo e quella dell'animale, che comunque sono due figure essenziali, l'uomo e l'animale, perché comunque anche l'animale era un elemento, diciamo, di economia, ma anche di lavoro, che serviva appunto per la comunità, per le persone. Ovviamente una lotta vincente, quella del contadino bue contro gli elementi avversi della natura, e vedete anche diverse figure che rappresentano dei mestieri. Alcuni trainano un aratro dietro al quale una figura preposta alla semina sparge del grano per la strada,
Poi c'è Suverradore, che ferra i buoi, e la tradizione dei Sosturpos, andata in disuso nel periodo dell'ultima guerra, è stata riproposta grazie ad una ricerca condotta sul finire degli anni 70, e infatti Raffaello Marchi pubblica un articolo molto interessante nel 79 e anticipa l'evento proprio con questo discorso legato alla teatralità ludica e tragica nel contempo che Sosturpos propongono. Anche per Orotelli vale il discorso degli altri, nascono ad Orotelli ed è molto bello andare a visitare il carnevale a Orotelli, perché ovviamente c'è anche lì il senso delle radici che emerge appunto dalla rappresentazione vissuta all'interno della comunità. Come vedete il viso annerito si intravede, seppur semi-nascosto dal cappuccio de Sugabbanu, d'orbace nero. Vedete anche la cinghia portata ad armacollo che regge i campanacci, e poi l'abito di velluto, sotto Sugabbanu i cambali di cuoio e gli scarponi. Come vedete anche in questo caso un'altra particolarità è che procedono appaiati come un gioco di buoi, c'è una fune che li lega alla vita, mediante la quale un terzo turpu, quello che sta dietro, il contadino, cerca di guidarli. Abbiamo parlato dei diversi mestieri che vengono rappresentati, anche in questo caso salutiamo Orotelli che si allontana dalla piazza che è il centro della rappresentazione. Un applauso per Sosturpos di Orotelli. Gabriele, abbiamo parlato di diverse figure che animano il carnevale di Samugheo, ma ce n'è una che in realtà a me non è capitato di vedere mai, e quindi penso che quest'anno l'associazione la voglia riproporre per completare un po' quello che è il repertorio delle vostre maschere. E sta per avanzare, adesso ancora ci sono scampoli del carnevale di Orotelli. E di che cosa si tratta? Ma si tratta nient'altro che di una semplice mascherata che anche io comunque quando ero bambino si usava comunque, ho conosciuto, e quindi si usava appunto di usare, diciamo, per carnevale. Cos'è? Sono i zapullinas, quindi zappulu, che sarebbero stracci, quindi ci si vestiva, diciamo, con vari stracci addosso. E anche qua c'è la figura ambivalente, perché anche lì, diciamo, tra maschera e vestiario c'è sempre l'incognita se sia una persona, una figura maschile oppure femminile. Che è un po' il senso, no, del mascherarsi, diventare altro oltre a se stessi. E quindi mi ripeti il nome, Zappullina? Zappullina, sì. Zappullina, da stracci, zappulu, un po' quella è l'etimologia. E vediamo già sullo sfondo anche su Turku di Ololai, che tra poco ovviamente presenteremo, ma intanto queste figure le vedo molto agili, si muovono, giocano, e poi hanno anche questo elemento che sicuramente è legato alla vegetazione, richiama sempre un po' alla simbologia della rinascita, la vegetazione appunto di un carnevale che risorge. Sì, ma riguardo alla figura ambivalente, che può sembrare anche una, diciamo, una fesseria, proprio ne riprendo spunto un attimo da quello che era il convegno. Francisco Usedda, semiotico, ha fatto un riferimento molto molto bello, che pur scherzoso si ricollega sia alla maschera, diciamo, che ha tirato fuori Franco, che era quella della bara, quindi con questa forma fallica imponente, ma come anche in altre culture che non sono solo quelle sarde, ma poi mi ricollego a quelle sarde, c'è comunque la rappresentanza anche degli apparati riproduttori, degli elementi riproduttori dell'uomo e della donna. Ne abbiamo noi in Sardegna uno che è praticamente la figura di un bronzetto, che è una figura ambivalente, che ha proprio questo proprio il fallo pronunciato, ma porta anche il seno della donna. Quindi questa figura noi ce l'abbiamo, che è davvero una figura molto molto ancestrale. Se non sbaglio è un bronzetto che viene dal territorio di Bonorva. Intanto le figure di Samugheo ancora si intrattengono per familiarizzare un po', no, con i presenti, per questo scambio
ovviamente di battute per trasferire l'anima del loro carnevale, del carnevale che rappresentano, ma su Turku di Olollai già si intravede sullo sfondo che avanza, e anche in questo caso sono le figure che agitano, in questo caso Olollai e il suo carnevale. Su Turku è la figura più nota, cosiddetta per il copricapo alla turca, e rappresenta il mistero della vita e della morte attraverso alcuni elementi proprio del vestiario. E qua chiamiamo in pieno quello che tu dicevi poc'anzi, di quegli aspetti che vengono anche mutuati per esempio dal vestiario femminile, però che indossano gli uomini, che si mischiano ovviamente invece a capi di chiaro riferimento maschile. Questa mistura, questa mescolanza, come su Capiali e Samantilla, che è uno sciallo ricamato in rosso, viola e blu portato sulle spalle, che per tradizione veniva usato per avvolgere il neonato durante il battesimo, e poi Singhiri a letto, col quale si avvolgono, si tratta di un telo di pizzo bianco che in passato veniva utilizzato per ricoprire i piedi del letto dove giaceva il defunto prima della sepoltura, e poi il capo e il volto che sono coperti da un pesante pizzo sul quale si fissa una cuffietta con frange detta capiale fronzas. Alcuni di loro indossano anche una maschera di porcellana bianca. Ecco, ancora intanto stiamo vedendo Samugheo in questo momento, Sazzapuledda, quindi abbiamo anticipato un po' i contenuti della maschera di Olollai, perché poi c'è questo gioco anche di telecamere che ci porta tra le due comunità. E infatti ecco qua Olollai con quegli elementi che abbiamo descritto, su Capiali e Samantilla, Singhiri a letto, e appunto anche questo pesante pizzo che copre il volto. E sono diverse anche le figure di questa compagnia, Samarizzola, su Caprariu, e poi Sosturcos, che portano per le vie cittadine Suziomu, che è un manichino di paglia e vecchi abiti, il cui viso è costituito da un telo su cui sono disegnati gli occhi e la bocca. Ecco la compagine di Olollai che avanza. Allora, il carnevale olollaese aveva inizio il giorno di Sant'Antonio, anche se i festeggiamenti veri e propri cominciano la domenica di carnevale, proseguendo per 3 giorni fino al mercoledì delle ceneri. Anche in questo caso sentiamo un suono ovviamente che accompagna l'evento, e accadeva che dopo la messa gli uomini più spigliati e vestiti con le tipiche maschere del paese formavano Sastroppas de Arraseare, ovvero i gruppi del carnevale. Eccoli qua, Sosturcos di Olollai.
Grazie a Ololai. Durante il periodo fascista, a partire dal 1925, furono vietati i travestimenti che coprivano il viso e quando dopo il secondo dopoguerra furono riammesse le maschere, iniziarono anche a Ololai a travestirsi nuovamente e in quel caso le donne si univano agli uomini, cosa che prima nella fase antecedente non accadeva. Intanto ancora un'inquadratura della bellissima chiesa di San Sebastiano qui a Samugheo, che rappresenta uno degli elementi simboli, insomma, della vostra architettura, della vostra comunità. Sì, se ne hanno cenni storici, se non erro, nei ricordi già dal 300 con l'inizio dell'edificazione che prevedeva una navata centrale e una pianta a croce. Poi con gli anni la chiesa è stata anche ampliata con altre navate laterali e il campanile. Siamo pronti per il gran finale di questa giornata. A Maimone ovviamente è caratterizzato fortemente da chi organizza l'evento e dell'Associazione Culturale I Mamuzzones de Samugheo, che a questo punto preparano l'ingresso. È un ingresso come sempre elegante, ritmato, cadenzato, che poi al centro della piazza ripropone quel rito che mette appunto la forza e dà il cuore che anima il vostro carnevale. So che dopo ci sarà il silenzio, per cui un commento prima dell'ingresso, Gabriele. Sì, allora rievoca praticamente quello che è anche il suo significato simbolico, che è quello appunto dell'unione, che rappresenta una comunità, e quindi anche quello della condivisione di quello che sono sia le cose buone e cattive. Mi viene da pensare un po' al riferimento anche della poesia del Bonaventura Alighieri, che ne trae appunto degli elementi fondamentali di quello che è appunto la maschera, e in un tratto appunto dice: faghen su ballo tu e vrade vassallo mira con reverenzia sano esperienza dai si intragna carestia e si cagna chi nos han affliggido questo popolo unito oe tutto paris dai nugoro a calaris. Quindi per interpretare un po' questa poesia appunto dice: fanno questo ballo dall'intragna, sarebbe proprio dal dentro, dall'anima, dal cuore, dal sentito, per sentito, e quindi di questa Eucaristia che a volte ci dà anche la natura, però comunque un popolo unito che risponde oggi tutti insieme. Quindi poi parla appunto di unione, di collettività, ma non solo a livello locale ma anche proprio regionale. Faghen su ballo o tu paris dai nugora calaris. Quindi c'erano comunque anche questi riferimenti riferimenti di persone, ma anche di spostamenti di queste persone che andavano anche come succedeva nelle fiere, nelle sagre. Mi viene in mente Ollastra, San Mauro, c'erano i Muristenes dove la gente andava, veniva accolta in luoghi di culto, quindi nulla dice che anche magari in tempi passati era così. C'era questa attrattiva e questa condivisione. Noi adesso lasciamo spazio proprio al silenzio, in realtà al suono del Carnevale di Samugheo, che avanza come ogni anno al calare della sera. Eccoli qua, i Mamuzzones di Samugheo.
Questo applauso ovviamente corona il successo della 28ª edizione del Carnevale Antico di Samugheo a Maimone. Ovviamente questa splendida rappresentazione organizzata dall'Associazione Culturale I Mamuzzones de Samugheo volge al termine. Ringrazio moltissimo Gabriele Mura, tutta l'associazione, tutta la comunità di Samugheo. È stato l'ennesimo successo di tanta gente che si è unita per lavorare da tanto tempo e dare vita a questa accoglienza, allo spettacolo delle tradizioni. Grazie a Sardegna Live, a tutti quelli che ci hanno dato una mano. Se vuoi porgere il saluto a nome dell'associazione che rappresenti in questo caso. Da parte dell'associazione noi ringraziamo tutti i presenti che hanno dedicato la loro giornata per venire qua a Samugheo e anche con pazienza hanno atteso la discesa delle maschere. Quindi vi aspettiamo, diciamo, nelle prossime occasioni. Grazie a tutti e a me da San Mengius. Grazie a Roberto Tangiano, a tutta la fiumana di persone che ha lavorato davvero per la riuscita di questo evento, ma grazie soprattutto a chi è arrivato a Samugheo questa sera da ogni dove dell'isola. Fatevi un applauso, è stato bellissimo accogliervi e passare una giornata con voi. Arrivederci alla prossima emozione. Le mie origini le dico nel mio nome. Io sono isolano e non sono un terrone, un paese sperduto in mezzo alla regione, tatuato sul polpaccio il segno del mio amore. È lì che ho passato le più belle vacanze. E lì ti fai di birra, non ti fai di sostanze. E se parli di noi, zitto, fly down, se no ti figli schiaffi, never back down. E poi segnalo sopra il tuo diario, che sai che quando arrivo tappa fissa l'arrivario. E so che non è Ibiza, Rimini o Riccione, ma è Samugheo 2, non alla in competizione. La gente vuol sapere chi noi siamo. Noi siamo il gruppo alcolico, frazione degli scoppiati. Veniamo da Samugheo, siamo tutti alcolizzati. Questo è il mio paese, lo tengo nel mio cuore. Questo è il mio paese, unico grande amore. Questo è il mio paese, lo tengo nel mio cuore. Questo è il mio paese, unico grande amore. Samugheo 2012, Islands, Kush tipo Bosatros. Sì, amore, tipo Giulietta e Romeo. Ma siamo io e Samugheo, nella cartina sto troppo in alto, soffro di vertigini. Voglio tornare da dove provengono le mie origini. Voglio Samugheo al mio fianco, di Milano sono stanco. Voglio far sapere chi noi siamo e qual è il paese che amo. Agosto si aprono le danze, ci vado a passare le vacanze. Nonostante le distanze, dove cambiano le usanze, anche le pietanze. E dovunque tu paghi, che Samugheo regna nella terra dei nuraghi. Se passi qui, paga il salario. E se mi cerchi, sono al bar di Mario. Abu Baik nota, bella già, bella Marco. Oh yes, questo è il mio paese, unico grande amore. Questo è il mio paese, lo tengo nel mio cuore. Questo è il mio paese, unico grande amore. Questo è il mio paese, lo tengo nel mio cuore. Questo è il mio paese, unico grande amore. Questo è il mio paese. Unico grande amore, questo è il mio paese, lo tengo nel mio cuore. Questo è il mio paese, lo tengo nel mio cuore. Unico grande amore, unico